vi presento Beppe Mora, artista, autore satirico, grafico, designer, e questa è la Mirella che vi accoglie questa mattina. Ecco, guardate la Mirella, ecco, 2 minuti al bar, ferma, 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 e Beppe Mora, questo genio che abbiamo a Treviso, ha ritratto la Mirella in 2 secondi, ve lo posso assicurare, 2 secondi. Fa, è datato 2004, se non sbaglio. 20 anni fa. Sì. Ecco, volevo per farvi capire cos'è la genialità, ecco, questa cosa incredibile che molti ragazzi hanno, qualcuno gliela dovrà pur tirare fuori prima o dopo, perché io sono convinta che ce l'hanno, e saluto anche il dottor Giovanni Putotto, responsabile programmazione e ricerca medici per QAM. Buongiorno dottor Putotto, ha visto la Mirella 20 anni fa, dottor Putotto, col vino che non so cosa aveva quel giorno? No, le presento il genio, eccolo qua. Mirella, buona giornata. Buona giornata, bravissimo il ritrattista. Sì, un tratto che solo chi ha la verve e la natura artistica può mostrare in così poco tempo. Veramente sì. Bravo. Grazie. Grazie dottor Putotto. Allora apriamo proprio con questa diversità che ha l'artista, ogni artista, quella marcia in più che però Beppe Mora qualcuno non sa di averla, bisogna riuscire anche a tirarla fuori. Tante volte questa cosa c'è, credo che ognuno abbia una sua identità, abbia delle vocazioni. Certamente non è facile trovarle, soprattutto tante volte questi ragazzi vengono investiti da cose che non c'entrano con le loro aspettative, e cioè magari gli è richiesto di fare una scuola più prestigiosa perché un domani, negando quelle che sono le possibilità che avrebbe il ragazzo o la ragazza individualmente di cercare la propria strada, oppure le distrazioni che sono infinite attualmente, e le conosciamo bene da dove arrivano, e si smarrisce il cammino, forse un tempo ce n'erano di meno, anche i miei genitori hanno capito che forse il liceo artistico doveva essere la mia scuola, anche se rimase occupato da inizio dell'anno fino a marzo, non sapevo più cosa raccontare a casa, ovviamente, perché con la scuola occupata che cosa gli racconti. Però dopo tutto è andato via liscio, ecco, e ci siamo, e si è aperto un mondo. Di recente ho appena concluso una mostra dentro al liceo artistico, avevo deciso di non fare più mostre a Treviso per delle ragioni che io conosco, che non sto qui a dire, ma se mi chiama il liceo ci sto perché c'è un fatto di amore, di sentimento da quella scuola. Io sono uscito, sì, tanti anni fa, nell'80-81, ma è come se non fossi mai uscito, nel senso che lì dentro ho la mia adolescenza, e ho un rapporto con i ragazzi che vedo lì, mi fermo a parlare con loro, loro mi cercano, mi hanno cercato in mostra, e la cosa mi fa molto piacere, perché se posso aiutare qualcuno di loro a trovare un indirizzo post liceo, ho detto e ripetuto anche alla signora preside, ma non si chiama più preside, non mi ricordo più come si chiami, perché gli appellativi cambiano, ma comunque dirigente scolastica, non lo so, vorrei dire, dirigente scolastica, bravo Beppe. Vabbè, ce l'ho fatta stavolta. Ho parlato con lei di questa cosa e voglio proprio mettermi a disposizione per poter fare in modo di utilizzare la mia esperienza, quello che io sono riuscito a combinare, le strade da seguire, che sono poi individuali anche all'interno dell'arte, perché c'è quello più portato per magari il più attratto dal video, chi più dal disegno, chi più dal fumetto. Anche lì dentro ci sono dei mondi. Dunque l'arte è una cosa enorme, che riguarda soprattutto la propria immaginazione, immaginare il futuro, e soprattutto attiene a questo. La creatività poi è fatta di tante sfumature. La creatività è come posizionare la propria vocazione, ecco, e come utilizzarla al meglio. Qui posso dare una mano. Allora Beppe Mora, cosa vuol dire però avere questa passione? Cioè dentro di te, quando hai capito che c'era un qualcosa che andava oltre
Beppe Mora, cioè era un qualcosa che tu sentivi dentro e che riuscivi a realizzare poi facendo Subito. questi disegni. A quanti anni? Pochi, dalle elementari, lì. Lì era talmente chiaro che non c'era verso che mi facessi altro, ma era la rotaia, il treno ci ha messo un attimo ad entrarci, era quasi stato costretto, non c'erano alternative. Sarei stato infelice se non avessi fatto questo, sì, avrei fatto altro, ma non avrei fatto ciò di cui magari la natura mi aveva abbondantemente dispensato, come ritengo che ci sia anche un dono e anche una fortuna nel poter aver seguito una propria strada. Allora, siccome è giusto anche capire il percorso che ha fatto Beppe Mora e chi sentite questa mattina che parla e vi spiega cos'è la creatività, cos'è quel bambino che a 6 anni sa già grosso modo un percorso che vorrebbe fare. Il problema è che bisogna affiancare questi ragazzi, se cadono devono rialzarsi da soli, però devono avere anche qualcuno che quando si rialzano li guarda negli occhi e dice adesso cosa facciamo? Ecco, allora raccontiamo un po' il percorso di Beppe Mora, questo bambino che cresce, fa l'artistico e poi... È un bambino anche abbastanza fragile, perché fino a 2 anni non ho mai dormito. Dunque, se mia mamma non mi ha tirato il collo, allora è stata una grazia di Dio. Poi ho cominciato a soffrire di coliche epatiche e nel frattempo, che non sono andato né all'asilo né avevo tante frequentazioni per queste ragioni, disegnavo già. Forse, ecco, per un certo verso c'è stato un dono, per quell'altro c'è stata anche una costrizione dovuta all'impossibilità di fare altro. Sicché sono arrivato alle elementari, ma che bravo sto CEO, beh, fa così, fa colà. La mia maestra delle elementari, che è stata una luce, e non tutti, anche qui c'è fortuna da fare certi incontri, non c'è altro che fortuna. Lei è di Ravenna e andammo a trovarla con la classe, che ancora ci vediamo. Andammo a trovarla per un suo compleanno, una festa che fosse così. Aveva già 80 anni, si presentò con i disegni che le avevo fatto in cellophane, cioè, capito, protetti col cellophane, e questa cosa mi portò a commuovermi, insomma, ovviamente, perché come fai? Tu capisci che questa qui aveva un cuore, preparava la lavagna disegnando, era molto brava, mezz'ora prima, e poi ci spiegava, poi facevamo un giornalino, insomma lei diceva che su una mosca che vola puoi scrivere 2 pagine. Dunque questi incontri segnano delle sensibilità già accertate probabilmente, perché ad altri magari non se ne accorgono, non interessa, non siamo fatti tutti uguali. Per esempio io dico sempre che anche nella vita raccontare una storia, e tu lo sai benissimo, le cose succedono a tutti, le cose accanto succedono, ci sono, ma qualcuno non le vede, non le nota e non le può nemmeno raccontare. C'è chi le nota e le racconta. Il racconto che cos'è? Il racconto può essere una poesia, può essere una pagina, può essere un disegno. Dunque il racconto da quell'esperienza diventa una cosa artistica, perché ti porta oltre quella cosa accaduta e te la narra e te la mette in forma figurativa o di parola. E questo è meraviglioso. Può essere un attore, può essere uno scrittore, può essere un pittore, un disegnatore, capisci? Allora capisco che adesso dobbiamo andare a vedere questo video che ci ha mandato il dottor Putotto, che è quello che non si vede. Andiamo a vedere. Questa è una coda di Bajaj per la benzina. In Etiopia nell'ultimo anno e mezzo la benzina è passata da 22 a 60 birr al litro, come se in Italia passasse da 2 a 6 euro in un anno e mezzo. Benzina che tra l'altro, come vedete, è scarsa in varie zone del paese, ci sono code di questo tipo, anche lunghe chilometri, bisogna aspettare giorni per avere la benzina, quindi anche un problema di scarsità di cui stiamo soffrendo anche noi con i nostri mezzi.
E questo ha avuto molteplici effetti anche sulle attività del QAM, una primaria semplicemente sul costo della benzina, visto che molte, ad esempio ad Evreberana, la maggior parte delle nostre attività sono su cliniche mobili, che quindi si devono spostare per raggiungere i vari beneficiari nei centri sfollati. Senza sbocco sul mare, in cui tutto quello che viene importato arriva su gomma, l'inflazione quest'anno si è attestata tra il 32 e il 35%, l'inflazione generale su tutti i beni, dovuto anche chiaramente all'aumento della benzina. Tutti i beni di servizio, i beni di consumo che sono aumentati, vuoi per il Covid inizialmente, poi per la guerra, sia la guerra interna che la guerra in Ucraina, c'è stata veramente un'esplosione dei prezzi e i salari sono rimasti uguali. Un pollo vivo qui al mercato costa 1000 birr, che significa 20 euro. Le compagnie farmaceutiche ci scrivono che questi prezzi valgono per 5-6 giorni, non di più. Tutti sanno quanto un ospedale usa guanti, una montagna di guanti in un anno. Su una spesa totale di farmaci e equipment di 250.000 euro l'anno scorso, 170.000 erano solo guanti, perché hanno avuto un incremento di 5, 6, 7 volte, cioè da pochi centesimi sono addirittura arrivati a 1 euro e anche a più di 1 euro. E noi non sappiamo dove trovare i soldi per comprarli l'anno prossimo. Non abbiamo la possibilità finanziaria di sostenere questo aumento dei prezzi, che, ripeto, è vertiginoso e attanaglia e strangola l'ospedale, l'eccellenza che può essere la qualità dell'ospedale. Questo è quello che non si vede, ma è veramente la difficoltà più importante che affronteremo in questo periodo. C'è un raddoppio dall'anno scorso a quest'anno dei bambini malnutriti ed è questa la ragione per cui uno rimane qua. Provarci ancora, provarci ancora. Allora, dottor Putotto, ci siamo sentiti poco tempo fa, lei era in partenza, è tornato. Io mi ricordo quando ho avuto quel chirurgo, come dice Beppe Mora, che ha detto: io a 6 anni sapevo già che avrei fatto il chirurgo. Perciò capite l'importanza di ascoltare queste persone. Lei, quando ha sentito che sarebbe diventato un medico missionario, che avrebbe aiutato le fragilità, quelli che non hanno voce, gli invisibili, che sarebbe andato nei paesi più lontani per cercare di far respirare queste creature che non hanno età, sono tutte creature. Prego, dottor Putotto, com'è la situazione? Abbiamo visto questo servizio di anni fa, ecco, è ritornato, cosa ci racconta? Prego, dottor Putotto. Allora, grazie Mirella. Il mio percorso ha degli elementi in comune con quelli di Beppe Mora. Cioè, io sono nato in una famiglia a Spresiano, abbiamo vissuto per oltre 20 anni in un oratorio parrocchiale ricco di attività culturali, sportive, di incontri, di confronti, di dialogo. E tra i protagonisti, tra i tanti protagonisti civili e religiosi, c'erano anche i missionari che venivano dall'Africa e cenavano a casa nostra, una cucina semplice, ma in un contesto molto familiare, eccetera, e ci raccontavano di questo continente straordinario, di grande ricchezza legata alle persone, ma anche di grandi fragilità. E io ero rimasto affascinato ed ero determinato a fare qualcosa. Poi ho avuto, come Beppe Mora, oltre ai genitori, degli educatori che mi hanno accompagnato e mi hanno fatto capire meglio, diciamo, precisare meglio il percorso, mi hanno fatto fare delle esperienze
di solidarietà e quindi di apertura, di uscita da me stesso e di incontro con gli altri, nella scuola, nell'attività politica, nell'attività di assistenza agli anziani, ai carcerati, ai disabili. E a 19 anni ho fatto una scelta meditata e sono entrato al Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari al CUAM di Padova. Mi sono laureato, sposato e sono partito per l'Africa. E poi ecco, questa vicenda, questa scelta tuttora mi accompagna. L'Africa, quando si esce e si gira il mondo, si vede che non tutto è uguale. Cioè l'epidemia del Covid, il virus non è uguale per tutti. Le crisi finanziarie non sono uguali per tutti, non sono identiche. Le crisi climatiche non sono uguali per tutti, non sono identiche. C'è chi, e tra questi metto in particolare le popolazioni africane, vive queste sfide con difficoltà molto più grandi rispetto alle nostre, molto più grandi. E questo per me è sempre stata una lezione, perché questa gente di grande dignità, queste popolazioni che sono sopravvissute a grandi sfide, ecco, cerca di affrontare nel miglior modo possibile. E come aveva detto il medico dell'Etiopia, il compito del CUAM per noi è di essere a fianco. E nell'essere a fianco con loro vogliamo però anche offrire ai giovani africani e ai giovani italiani, e abbiamo delle iniziative per queste, l'opportunità di vedere qualcosa al di fuori di sé, che riguardi le grandi dimensioni della vita, la malattia. Io le chiamo le curve della vita. Improvvisamente a tutti arrivano delle curve impreviste, la salute, il fallimento emotivo, la precarietà lavorativa, tanti aspetti che toccano nel profondo, nel fisico, nello spirito, nella psiche, toccano l'uomo. Ecco, l'Africa da questo punto di vista ci insegna di guardare le cose all'essenziale, le cose che contano, di toglierci di dosso tutti gli orpelli, le cose superflue che abbiamo. È un grande insegnamento e noi pensiamo che questo insegnamento possa essere trasmesso anche alle generazioni più giovani, per far sì che loro si rendano conto che la vita è una cosa straordinaria, va vissuta bene e c'è un posto per tutti. E come diceva Beppe Mora, è fondamentale, ecco, che i giovani riescano a identificare il loro ruolo, il loro posto nel futuro e lo possano costruire bene come dire, un sarto che si tesse il proprio vestito, è il vestito della propria vita, della propria esistenza. Ecco, l'Africa da questo punto di vista per noi è un grande sarto, è un grande sarto. Abbiamo Rinaldo da Venezia in linea, vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto premetto che sono nato su una città d'arte e ne ho visto tanta arte, va bene? E l'arte cosa è? L'arte è una cosa che ne accompagna dolcemente nella vita e ne insegna che l'arte non è di nessuno, è di tutti, perché anche a chi che la compra non è il padrone, è il custode, perché col l'arte che resta a tutti. E dopo ringraziando il dottor con quello che fa e che ha già fatto nella sua vita, voglio dire agli altri italiani, va bene, una roba che mi fa fastidio, va bene, avere i cani, gatti, gli dai medicine, gli dai i magnari, se non che fa male il pancino, questo e quello, e dopo in Africa abbiamo tutti che muoiono perché non hanno medicina. Dovremmo vergognarci. Premetto che mi chiedo i cani, tutto, però è giusto andare a mangiare ai cani, però mi pare che sia più giusto aiutare la povera gente che ha fame. Grazie Rinaldo, devo andare avanti, sennò non ce la faccio, sono tante cose che vi devo far vedere questa mattina. Allora Beppe Mora, abbiamo iniziato questo percorso ma lo continuiamo, Beppe Mora cresce, diventa un personaggio, qualcuno se ne accorge, allora che personaggio diventa Beppe Mora? Cosa fa Beppe Mora crescendo? Intanto vabbè, ci sono dei passaggi,
quegli obbligatori, insomma, della scuola dell'obbligo, no? E la tappa del liceo artistico fondamentale per imparare, per mettere a fuoco il disegno dal vero, fondamentale anche per progettare tante cose, fondamentale. E dopo il quarto anno, più l'anno integrativo, scelgo, anche su appoggio appunto dei miei, che non è che navigassero, però mio papà si mise in liquidazione e disse: "Costischei qua te va a studiare", invece di magari a coronamento di una vita di lavoro, insignito del cavalierato, insomma era un uomo contento e soddisfatto, però avrebbe potuto prendersi un masetto, un maso in montagna che lui piaceva. No, mi disse: con questi tu vai. E sostenni l'esame di ammissione a Urbino, ne prendeva 25 all'anno all'Isia, e stetti lì 4 anni, sì. Bisognava stare lì fissi, e allora lì ho avuto modo ancora di incontrare qui i veri maestri, quelli che avevano fatto la storia della grafica italiana degli anni 50-60. Ricordiamo qualche nome, Beppe? Sì, Michele Provinciali e Alfred Hohenegger, con il quale diedi la tesi di laurea, soprattutto loro due. Ma questi qua non erano venuti su dalla scuola negli apparati statali, cosa che io non sono mai entrato nell'insegnamento, per una sorta di paura di finire in un meccanismo di inaridimento. Mi sono messo un po' al riparo, certo avrebbe fatto forse più comodo perché la cosa era sicura, però mi sono mosso. Adesso mi chiamano a tenere delle lezioni. Come diedero allora il posto a questi grandi designer, a queste grandi persone, che poi erano anche dei poeti, nel senso dei poeti dell'immagine, i loro racconti, le loro lezioni erano dei racconti. Ricordo quando... Che intrigavano. Altro che ti restavano, sono cose che rimangono, per quello che ti aprono la mente se sei disposto a prenderle. Ora, come diceva il dottor Putotto, gli africani in Africa si tende ad elaborare, ad arrivare all'essenza, all'essenziale, alla sintesi di ciò che ti serve. La sintesi è una cosa bellissima, non bisogna mai confondere il semplice con il facile. Facile, lasciamo stare, è una cosa facile. Semplice è il raggiungimento di un'essenza. Semplificare, togliere finché rimane il nucleo, la parte significante e significativa. Io credo che attualmente i ragazzi facciano fatica a ricercare questo nucleo, perché sono più le distrazioni, sono più i bagliori, no? Le piccole fascinazioni di cose inutili, perché alla fine risulteranno inutili, piuttosto che il vedere dentro l'essenza. Che cosa manca qua? Mancano delle voci, mancano dei capitoli, mancano dei riferimenti. Se guardiamo bene, tante volte la creatura, il bambino che dopo diventa l'adolescente, non voglio fare un attacco morale alle famiglie, ma a me basta mettere il naso fuori di casa, attraversare la strada e buttarmi in strada per vedere i comportamenti degli adulti che poi hanno delle famiglie. Ma che insegnamento diamo a questi ragazzi se ci buttiamo nella giungla con il coltello tra i denti? Mi spiego. Basta vedere anche in Parlamento, guardiamo anche in Parlamento. Arriviamo per primi, bisogna arrivare primi, bisogna... a costo anche di fregare gli altri. Sì, certo, devi primeggiare, io ti do tutto. Che c'entra, ti do tutto? Devi anche dire no talvolta. Hai l'obbligo di dire di no. Non è sempre sì, 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 sì. E non è facile, Anche noi abbiamo una ragazza nel pieno dell'adolescenza, Nina, e sappiamo la difficoltà. Conosciamo benissimo, come credo tutti lo sappiano, ma un no ogni tanto è necessario per far
capire che le cose non vanno esattamente nella direzione dell'essere accontentati comunque in ogni caso, in ogni senso. Andiamo a vedere questi medici Kuan, Africa, andata e ritorno, e poi torniamo dal dottor Putotto. Chirurgo di Milano, vivo a Rumbek in Sud Sudan. Sono Lisa, sono una pediatra della provincia di Venezia. Sono Riccardo, rappresentante paese in Tanzania. Sono Martina, pediatra, qui a Tosamaganga. Ho scritto la mia lettera a Matteo, il mio migliore amico, perché è una delle poche persone a cui confido veramente le mie emozioni. E io volevo raccontare l'Africa non elencando i semplici fatti, ma usando gli occhi del cuore. Ho scritto una lettera a mia figlia pochi giorni prima che nascesse per raccontarle la distanza fra ciò che avremmo vissuto noi e le storie di altri bimbi e di altre mamme che ho conosciuto quando ero in Mozambico. Al ritorno dall'Etiopia, prima di ripartire per la Tanzania, ho scritto una lettera ai miei amici di sempre, per spiegargli quali sono le difficoltà quotidiane che si vivono in Africa, che è difficile raccontarsi vedendosi così raramente, e anche quali sono le motivazioni che mi spingono ancora una volta a ripartire per l'Africa con il QAM. Ho scritto questa lettera a Paolo, mio compagno, economista sanitario, anche lui qui a Tosamaganga con me. Perché ho scritto questa lettera proprio a lui? Per rispondere ad una grande domanda: perché siamo qui? Bertrand de Chartres, un monaco del XII secolo, diceva che siamo nani sulle spalle dei giganti. Ebbene, leggendo le lettere di tanti giovani raccolte in questo libro, mi sono sentito un po' così, anziano sulle spalle di voi, tanto più giovani di me. Il mio incontro con il QAM mi ha dato una prospettiva della sfida che abbiamo davanti dal basso e della fatica di camminare insieme. Partire è il verbo del QAM, un verbo meraviglioso, il verbo dell'uscita, del movimento, dell'esploratore, di chi incontra e scopre le ricchezze, un continente come l'Africa, ma anche le ferite, anche questa umanità umiliata che ha bisogno anche di cura, di attenzione, di accompagnamento. E allora in quel partire uno riscopre anche la dimensione più profonda del suo essere uomo, del suo essere medico, del suo essere QAM. Allora, dottor Putotto, lei è appena rientrato, cosa ci racconta? Cosa ha visto? È cambiato qualcosa? Qualcuno riesce a capire che dobbiamo aiutare? Perché qui siamo così rabbiosi verso il diverso? E quello che mi preoccupa è che non sono i giovani rabbiosi, sono i diversamente giovani che dovrebbero invece ricordare questo popolo. Lei sorride, mi viene da piangere, dottor Putotto, quando ricevo certe telefonate che non si ricordano più la loro storia, quello che hanno vissuto, che hanno passato. Io una mattina mi sono permessa di dire a qualcuno: ma hai mangiato meno, hai bevuto meno, cosa ti manca, perché sei così? Proprio mi sono venute fuori dal cuore queste cose, perché sei così arrabbiato, perché li vedi tutti delinquenti, tutti stupratori, tutti drogati, tutti violentatori, perché è passato questo messaggio. È qua il problema grande. Perché bisogna dare la colpa a qualcuno e cercare di lavarsi la coscienza. Ma la coscienza è, voglio dire, la coscienza ognuno deve farci un po' anche i conti. Non si possono sempre trovare capri espiatori diversi da noi. Ecco che quello che è diverso per la pelle, per la provenienza, per carità, non dico che il problema non esista, perché il problema esiste della delinquenza a tutti i livelli, e parlo anche di immigrazione, ma si sta presto a mettere via la cosa, ecco, non in modo semplice, in modo facile. Dottor Putotto, prego. Allora, grazie Mirella, ma mentre faceva riferimento ai diversamente giovani, e io non lo sono più, però io sono
come dicevo, originario di Spresiano, provincia di Treviso, sono legatissimo alla mia terra e la storia della mia famiglia è stata una storia di immigrazione, sia i nonni paterni che materni, ma in quelli paterni in particolare hanno fatto 22 anni di Francia, 4 di Germania, gli in Svizzera, Belgio, Canada e Australia. E sono andati a lavorare all'estero a causa della povertà, perché non riuscivano a immaginarsi un futuro qui. Vediamo se riesco a trovare, dottor Putotto, questa foto che fa ricordare la storia, questa nave piena di queste nostre persone. Vediamo se troviamo la foto intanto che lei parla. Prego, dottor Putotto, eccola qua. Ecco, andava in Brasile. Il nonno, in particolare il nonno paterno, si chiamava Giobatta, ma tutti, inclusi i nipoti nel paese, lo chiamavano Tita. Questo era il suo nome, no? Il nonno Tita. Ecco, questo mio nonno, che parlava poco e ci passava tanti messaggi essenziali, tra cui insomma, questo che mi ha anche insegnato e seguito in tutta la mia esistenza, cioè essere rispettosi della dignità delle persone. È rispettoso chi parte, è rispettabile, ed è rispettoso e rispettabile chi accoglie, chi incontri. Non è facile l'incontro degli europei in Africa, lo ricordo a tutti, è stato di diverso tipo. Ci sono stati i missionari che hanno fatto delle opere straordinarie, con dei limiti sicuramente, ma fondamentalmente io l'ho appurato di persona, hanno fatto cose straordinarie, servizi scolastici, sanitari, strade. Poi ci sono stati gli imperialismi, il colonialismo, c'è stata la tratta degli schiavi e quindi l'incontro tra, diciamo così, le civiltà non è stato un incontro tra innamorati. E noi come europei dobbiamo ricordarlo questo, non per portarcelo dietro con un macigno, ma per riportare alla fine la relazione nel binario giusto, che è quello dell'attenzione. E in un mondo come questo, che è un mondo difficile e complesso, questo riconoscersi nella dignità è la cosa più importante, perché ce la faremo tutti, anche le generazioni più giovani lo stanno imparando più velocemente di noi, hanno capito che i diritti devono essere uguali per tutti, ed è uno sforzo questo. Abbiamo Sandra da Padova, poi andiamo in pubblicità. Veloce Sandra, ciao. Buongiorno a tutti e ciao Mirella. Ciao. Bellissimo quel servizio sull'Africa, è bene che tu li mandi in onda perché la gente deve sapere quello che succede nella vita di tutti i giorni. Io però posso dire una cosa, Mirella, non è che la gente guarda il colore della pelle, che io abito a Padova e qui è sempre stato, con la scusa dell'università, ragazzi di colore, persiani, io avevo degli amici di tutti i colori e ancora ogni tanto ne sento qualcuno, sono sposati, hanno fatto carriera, cioè io non credo che sia il colore della pelle, io credo però, come ha detto il signore che è seduto accanto a te, il problema esiste ed esiste perché la gente è arrabbiata, perché quegli anziani come me, ma perché non arrabbiata, ma dà fastidio. Io vedo dei servizi, questi ragazzi di seconda, terza generazione, che non è che si sono perché? Perché non c'è stata un'immigrazione bella, controllata, sana. C'è un'immigrazione così. Mio papà è stato in Germania e dunque io posso parlare per partito preso. Cioè c'erano delle regole, le regole vanno rispettate e invece purtroppo vedo che questi ragazzi e ragazze, anche italiani, perché ne abbiamo una scorta anche a Padova, la violenza. Allora, sai che si può fare? Grazie Sandra, devo assolutamente andare in pubblicità, ma sei stata molto chiara con queste parole. Pubblicità.
villaggio di Lambilore, distretto di Iringa, regione di Iringa, Tanzania. Quello che vediamo oggi qui in questo villaggio è della cosiddetta brain stimulation in inglese, in italiano chiamiamo più semplicemente l'attenzione allo sviluppo cognitivo, allo sviluppo sensoriale del bambino. Questo è un aspetto assolutamente centrale del progetto di lotta alla malnutrizione cronica, lo stunting in inglese, perché vi è l'evidenza scientifica che lo stunting impatta sull'appropriato sviluppo cognitivo dei bambini, particolarmente nei primi 1000 giorni. Quello che stiamo vedendo oggi è un bel esempio positivo che abbiamo introdotto e poi sviluppato in maniera assolutamente libera e spontanea dalle donne di questo villaggio di creazione di giocattoli che non devono assolutamente essere giocattoli o importati o comprati, che non devono comportare spesa, ma che sono realizzati con quanto è disponibile qui, ossia terra impastata semplicemente, alla quale viene data forme antropomorfe o di animali. Una cosa molto semplice che queste donne hanno imparato a fare con un piccolo supporto da parte del progetto e che adesso viene diffuso, in modo tale che tutti i bambini, oltre ad avere un'interazione più emotiva, più viva, più amorevole anche da parte delle loro madri, ricevono anche lo stimolo del gioco, che sappiamo essere tutt'altro che una parte secondaria nello sviluppo cognitivo e intellettuale del bambino. Cose che per noi possono sembrare apparentemente banali, come il ricevere stimoli, il cantare, il parlare, il giocare con il proprio bambino, sono cose che per motivi culturali, sociali molto complessi non avvengono con la medesima familiarità con cui avvengono magari nel contesto che conosciamo. E di conseguenza gli operatori di villaggio e le mamme stesse hanno partecipato a varie sessioni formative, educative, nelle quali viene spiegato in modo molto semplice il perché è importante parlare con il proprio bambino, giocare con il proprio bambino, cantare, interagire in modo tale che il cervello del bambino in crescita riceva gli adeguati stimoli per crescere vigile di sé e del mondo circostante. Componenti che raccontano la complessità di affrontare e di lavorare sul problema della nutrizione. Non riguarda solo la disponibilità di cibo o la quantità di cibo, ma è un fenomeno estremamente più complesso che noi del QAM con il progetto Tuba di Lisce, con il supporto di UNICEF, stiamo affrontando in 2 regioni, Iringa e Njombe. Parliamo di quasi 700 km di estensione, lavoriamo in più di 500 villaggi, quasi 1100 operatori sul campo, con lo scopo di contribuire a limitare questa che è una pandemia silenziosa, direi. Tanto la nutrizione cronica non ha l'impatto visibile e emotivo della malnutrizione acuta e severa, perché questi bambini non sono a rischio vita, ma corrono il rischio di vedere limitate le proprie capacità di sviluppo nel proprio futuro e quindi di poter contribuire allo sviluppo di un intero paese. Quindi è un lavoro di lungo periodo, molto complesso, ma che dà soddisfazioni, perché soprattutto vediamo che la gente è felice, contribuisce in modo sereno, spontaneo e siamo tutti parte di un processo molto ampio. Abbiamo Giusy in linea, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Mirella, posso cambiare discorso? Prego. Ieri sera sono andata a trovare una persona in ospedale qua da Cafoncello e alle 7 di sera aprono quel reparto lì. Quando siamo usciti, una macchina con dei ragazzi dentro, dei nostri qua, ciao zii, ciao qua, ciao là, avevamo paura di andare a prendere la macchina al parcheggio, che era quello più grande di fronte all'ospedale nuovo. Io dico, una volta, non dico adesso di andare al mattino alle 3 del dopo pranzo, però dovrebbero dare la possibilità di andare anche al pomeriggio noi diversamente giovani. Perché di sera, alle 7 di sera, ma insomma specialmente d'inverno, è buio pesto e hai paura perfino di andare al parcheggio. Non capisco perché hanno fatto queste cose qua. Non so, insomma, bisogna... Io dico che ho paura, Mirella. Tu mi dici sempre, ma sai, non devi aver paura. Ho paura! No, Giusy, guai Giusy.
Guai Giusy, se cominciamo con la paura anche alle 7, alle 5 di sera non ne veniamo più fuori. Non dovete aver paura, non è così. Guardate che siete ossessionati da questa parola ormai. E dai, e alle 5 hanno paura di uscire da casa perché puoi trovare il nemico dietro l'angolo e sempre magari diverso. Allora, grazie Giusy per questa telefonata. Io volevo rispondere anche a Sandra. Purtroppo Sandra non è così come hai detto te. Il colore della pelle conta ancora, l'hanno detto i ragazzi dell'Istituto Sansovino che ho avuto ospite, quella ragazza di colore nero, era coi suoi compagni e hanno detto sì, è vero, il colore nero dà ancora fastidio, l'hanno detto loro e siamo razzisti. Siccome nessuno ha il coraggio di dirlo, ecco il razzismo c'è. L'hanno detto loro, i ragazzi qui con la mia replica, io faccio parlare i ragazzi, Beppe, sono loro che noi dobbiamo ascoltare, sono loro che devono parlare. Cosa vuoi dire anche in base a questo servizio che hai visto? Che riflessioni hai fatto, Beppe? Intanto la meraviglia di quegli occhi, di quei bambini, di quelle menti vergini, no? Pulite, che gli fanno creare che cosa? Le cose più belle che possono avere, dei giocattoli, ma con che cosa? Con la terra, hai capito? Terra che diventa un giocattolo fatto da loro. Ma cosa che può essere di più gioioso di una roba del genere? Dico io, il gioco è fondamentale perché crea, intanto crea socialità, crea situazioni, fiducia, stimola secondo me anche fattori come composizione, scomposizione, insomma rapporti tra cose e persone, tra cose e altre cose, tra persone e altre persone. Quando i bambini giocano, ma non guardano mica il colore, ma pensano soltanto a stare bene insieme quando sono in armonia. I bambini non hanno questo problema del colore della pelle, gli viene dopo, ahimè è un fatto culturale che viene acquisito col tempo, non stiamo qui a discutere, ci vorrebbero 3 giorni e anche delle persone più adatte, ma loro non ce l'hanno questa cosa qua, non nascono con la paura di quello che ha la pelle più scura, per loro è uguale, è una creatura, sono simili. Quello che succede dopo è da analizzare meglio. Non sanno la lingua ma giocano tutti assieme, si divertono, io li vedo anche all'Emporio Solidale. La lingua non serve, quando dicevo che il gioco crea rapporti tra le persone, dell'empatia e divertimento, quando i bambini si sorridono basta, cosa deve succedere ancora? Chiara da Santa Maria di Sala, vai Chiara. Buongiorno Mirella. Buongiorno. Scusa se parlo di un altro discorso, ma sono una lavoratrice disabile e mi capita poche volte di essere a casa al mattino e ho colto questa opportunità. Senta, io volevo dirle che io ho un'invalidità del 75% e riconosciuto la legge 104, la gravità. Siccome abbiamo un INPS e una sanità veneta che definiscono eccellenza, e con tanto che io stimo il presidente Zaia, ho chiamato la scorsa settimana 5 volte l'INPS al numero verde ricevendo 5 versioni diverse perché chiedevo se c'era un contributo in qualche modo, che io la voglia di lavorare ce l'ho, lavoro e il lavoro voglio tenermelo stretto, però purtroppo la nostra sanità non consente più di fare le visite nei tempi previsti. Ho una comorbidità di patologie e pertanto ogni mese mi ci vogliono circa 350 euro di visite private. Sono esterrefatta quando scopro che si parla tanto di sensibilità, si parla tanto di abbattere le barriere per le persone che hanno una disabilità. Io fortunatamente sono autonoma, però parlo a livello generale, mi sento completamente abbandonata dalle istituzioni, da chiunque. Sto provando a scrivere a tutti, ho provato a scrivere una lettera al Tribunale dei diritti del malato, ho scritto una lettera al nostro Presidente, ho scritto una lettera all'assessora Lanzarin, mi sono rivolta a Mestre, all'Associazione degli Invalidi Civili. Trovo un estremo, praticamente mi sento un numero. Questo numero che mi sento come persona
mi ha fatto praticamente cadere in una depressione, che se io fino a qualche giorno fa lottavo per i miei diritti e per i diritti di tutte le persone che non hanno scelto di stare male, ma purtroppo gli è accaduto, ma non vogliamo piangersi addosso, però io credo di avere il diritto a qualche cura maggiore, a qualche attenzione maggiore, e che rivedono un po' anche le pensioni dei disabili, che con 900 euro, parlo di chi ha l'accompagnatoria. Chiara, guarda, ho fatto una trasmissione, se tu guardi le trasmissioni di Sveglia Veneti, tutta la mattina su questo, sui problemi dell'invalidità, dei diversamente agili, come li chiamo io odio la parola disabile, io proprio se non la sopporto, tanto è vero che chiamo diversamente agili, perciò poi ti chiamerò, vediamo se riesco a darti una mano, perché giustamente, come dici tu, è vero quello che dici, tutte le porte chiuse, chi dovrebbe darti risposte non te le dà. E questo fa molto male, fa male specialmente a queste persone che dovrebbero essere ascoltate. Perciò Chiara, se posso, più che volentieri, sai che c'è anche la privacy, faccio molta fatica delle volte ad aiutare, ma almeno ci provo pure a dare degli indirizzi e dei numeri di telefono, è quello che posso fare, e lo farò senz'altro con te, Chiara, perché ho capito che hai bisogno di essere un po' supportata. Dottor Putotto, ma cosa sta succedendo? Noi abbiamo visto l'Africa, è vero quello che dice lei, voi non vi rendete neppure conto quello che c'è, però vivendo nel mio paese io devo vedere anche quello che c'è, e quello che vedo è arroganza, protervia, tutto mio, solo mio, campanili alti, sempre più alti, sono io che sono al centro dell'attenzione, tu non sei niente, anche nel mondo del volontariato. Hanno fatto un grande minestrone, non riusciamo neppure a capire cosa siamo, chi siamo. Ecco, tutti facciamo tutto, poi troviamo l'anziano morto perché nessuno va ad aiutarlo, nessuno lo conosce. È anni che dico facciamo un censimento almeno dei diversamente agili, che vediamo chi sono, di cosa hanno bisogno. Questo mondo del volontariato che lo stanno eliminando con la burocrazia, ormai anche noi dobbiamo girare col notaio, col commercialista, con l'avvocato. Dobbiamo spendere soldi per fare i volontari, c'è una roba da altro mondo, ma quello che mi dà fastidio, dottor Putotto, è chi vuole fare le prediche. Allora io li guardo questi, dico ma dove vanno a parare questi qua? Ma chi sono? E più qualche volta ho il coraggio di dire, sai che tu non sei nessuno, vedi, tu politico passerai e noi resteremo. I volontari rimarranno, tu sei solo di passaggio, è solo una questione di tempo. Noi avremo il tempo di lasciare che tu passi e il mondo del volontariato rimarrà, però anche quello buono, perché ci crede, come ha detto lei, è una passione, è un qualcosa che ti prende, che non te la possono togliere, nessuno può togliere sta passione, perché il volontario, cioè tu diventi volontario, non sai quando riuscirai a farlo, però ce l'hai dentro, prima o dopo lo farai. Ecco, cosa vede lei, dottor Putotto? Io sono molto pessimista, lo dico, specialmente in questo Natale dove ho ancora il diversamente giovane con 400-500 euro di pensione che mi chiede il pacchettino di caffè, lo dico sempre, grazie a queste colette che riusciamo anche a dargli il pacchettino di caffè, e la politica proclama, fa i proclami, ecco, voi, sempre nostra è la colpa. Dottor Putotto, cosa ci racconta? Prego. No, vi racconto una bella storia africana che ci può insegnare anche, dare un senso anche di speranza, di prospettiva futura, anche a noi che siamo qua. Questa storia africana è legata al paese africano che amo di più, perché ci ho lavorato più a lungo, che è l'Uganda. Voi sapete, io sono stato via 11 anni, sono sposato con Francesca e abbiamo avuto 4 figli. Ecco, l'Uganda, proprio l'ospedale che stiamo sostenendo, l'ospedale di Aber nel nord, in un distretto che fa 500.000 abitanti, è l'unico ospedale. E sapete che l'Uganda, il governo, non c'è il sistema di welfare sanitario che c'è da noi, no? Spendono $30 all'anno a persona contro i nostri $3.000 all'anno per persona. E quindi cosa ha fatto la gente? La gente comincia a organizzarsi, parlo di contadini fondamentalmente perché è un'area rurale, e hanno cominciato a fare questi gruppi si chiamano di risparmio,
e sono parenti, vicini di casa, di cui ti fidi, eccetera, e mettono insieme i risparmi e hanno deciso di utilizzare questi risparmi non solo per i funerali, che li costano molto, specie per le persone anziane, perché di fatto insomma, in un funerale danno a mangiare a tutti, ecco, ma anche per la salute, specialmente per le donne e i bambini. Non ci arriva lo Stato, la gente comincia a organizzarsi in queste piccole, ma che stanno crescendo per dimensione, capacità di raccolta e di risparmio, queste cooperative, di fatto cooperative. Ecco, e questo ha permesso e comincia a far permettere alle famiglie di mandare la propria moglie incinta a partorire, i propri bambini, se si ammalano, ad essere trattati in questo ospedale, perché i contributi dello Stato sono molto limitati, non c'è il sistema di welfare che c'è da noi, non c'è assolutamente, la salute è spesso a pagamento. Allora questa storia qui, noi abbiamo incontrati questi gruppi anche facendo un lavoro di ricerca con l'Università di Padova, di Trento, di Firenze, un dottorato, eccetera, e sono mossi da solidarietà interna. Questo fatto, insomma, che cosa ci segnala? Ci segnala che questo percorso di solidarietà comunitaria, ecco, ci hanno visti i protagonisti, noi veneti, e la provincia di Treviso tra i primi, le cooperative bianche, le cooperative sociali della seconda metà dell'Ottocento, no? Sono nate proprio da questo, dal fatto che i contadini allora erano così poveri, mettevano insieme i pochi risparmi, il parroco che sapeva fare leggere un po' di conto era un po' il presidente di queste cooperative, sono cresciute e hanno dato un servizio alle comunità fondamentali. Riscoprire quello spirito è fondamentale, quindi ai giovani bisogna offrire accompagnamento, io sono d'accordissimo con voi due, e cioè portarli a vedere i fatti reali della vita, positivi, ma anche le grandi sfide, anche le grandi fatiche, il carcere, la droga, il fallimento, eccetera, non per instillare a loro della negatività, ma per far vedere a loro che nella vita arrivano questi momenti, bisogna saperli affrontare e non affrontarli insieme, ma in comunità. Lo stesso vale anche per il fenomeno della solitudine dei nostri anziani, che lo stanno attraversando con grande pena, abbiamo sentito prima la telefonata. Ebbene, anche lì la risposta istituzionale, dobbiamo essere molto crudi e realisti, sarà parziale, sarà sempre più parziale, temo. Allora riscoprire il vicinato, riscoprire la prossimità, riscoprire le parrocchie, riscoprire un mettersi, chi sta bene specie diciamo diversamente giovani, che sta ancora bene, questo volontariato è l'anima. Ma io sono sicura, dottor Putotto, che arriveremo a questo, perché la popolazione sta diventando anziana, i giovani non li abbiamo e perciò prima o dopo dovremo far pur comunità. Ecco, faremo comunità. Beppe Mora, saluto il dottor Giovanni Putotto. Dottor Putotto, si ricordi che a quel progetto ci sto lavorando, la chiamerò, le darò ulteriori informazioni, però sa che siamo nel pezzo, perciò quando potrò le informerò, dottor Putotto, e grazie. Beppe Mora. Grazie. Allora, che dire, la classe media, agganciandomi a quanto la classe media si sta impoverendo. Cosa succede? Se la gente diventa sempre più rabbiosa, allora saremo verso l'estinzione. Un cambio di passo, perché ci ammazzeremo l'uno con l'altro. Come diceva Einstein, non so come sarà combattuta la terza guerra mondiale, so di certo che la quarta sarà combattuta con le pietre e i bastoni. Dunque cerchiamo di evitare questa escalation di rabbia, di frustrazioni messe su da qualcuno che ti dice che devi fare così, se no sei un cretino. No, non ci sto e non ci deve stare la gente che ha un po' di testa. E guardare avanti in un'altra maniera, togliendosi il superfluo. Non è indispensabile nulla di quello che ci viene venduto. Sentiamo Adriana, poi salutiamo anche Beppe Mora. Vai Adriana. Buongiorno Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. A proposito di colore,
volevo dirti una cosa, mia nipote, siamo andati a prenderla all'asilo e era vicino, per mano aveva una bambina di colore. Allora noi abbiamo detto, mamma, chi è questa? È una tua amica? Sì. Ho detto, questa bambina nera è nera, la tua amica è nera? No, ho detto, è marrone. Grande tua nipote, siete voi che avete visto il colore nero, vedi che ho ragione io che siete voi che vedete il nero, io ho ragione perché io parlo con questi giovani. Allora Beppe Mora, l'ultimo saluto, che auguri di Natale vuoi fare? Di darsi tutti una calmata. Quando esco vedo ste facce di legno in giro, io ultimamente quando passo vicino a una persona che ha quella faccia lì lo spernacchio, mi viene da spernacchiare e così magari pensa, ma perché ha fatto questo? No, non lo faccio sempre, se no sarei probabilmente già in trattamento sanitario obbligatorio, però insomma la gente che mi conosce lo sa bene, di cercare di ridere un po' di più, di incontrarsi un po' di più è fondamentale. Io non sento più ridere nessuno in giro, la cosa mi fa molta tristezza, dunque auguro a tutti di essere un po' più leggeri. Leggero non vuol dire essere per aria, leggero vuol dire prendere le cose, ma evitare di renderle grevi quando non sono grevi. Ecco. Grazie anche a Beppe Mora, grazie Buon ancora Natale. al dottor Giovanni Putotto, medici per il QAM, pubblicità. Vi presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Enrico Bruttomesso, portavoce Europa Verdi. Grazie veramente Bruttomesso di essere qui. Saluto anche Massimo Vitturi, responsabile nazionale LAV Animali non selvatici. Io non riesco animali, quali animali? Bisogna vedere se hanno 2 gambe o 4 gambe, perché mi sa che gli animali sono quelli a 2 gambe, non a quelli a 4 gambe. Se andiamo avanti così sempre di più saranno. Grazie veramente Buongiorno, Vitturi, grazie di essere qui. Allora, Bruttomesso, lei ha detto che ha seguito un qualcosa di quello che si raccontava prima, questa grande battaglia che stiamo cercando di fare per vincere la guerra, di vedere il diverso con occhi diversi, che abbiamo bisogno del diverso, sennò questo paese finirà, faremo la fine degli Inca se andiamo avanti così. Andiamo a vedere questa foto di questa nave molto importante che forse a qualcuno fa bene perché rispolvera un po' il cervello, dà un po' di pulita il cervello, perché questi eravamo noi, Bruttomesso, questo popolo che non riusciva più a mangiare, a lavorare, a trovare il respiro e ha deciso di partire con questa valigia di cartone, chi l'aveva, chi non aveva neppure quella, però sono quelli che poi arrivano con i barconi qui, cioè è un cambio generazionale, ma è un cambio. Però quelli li accettiamo, erano tutti bravi, belli e buoni, poi abbiamo la mafia in America, di sicuro non portata dal colore nero, ma da noi, ecco. Oppure in Svizzera, vietato ai cani e agli italiani, ma non ce lo ricordiamo più, però ricordiamo questo barcone che fa paura, perché in quel barcone c'è lo stupratore, il delinquente, c'è il drogato, c'è solo brutta gente. Ecco, io vorrei sapere, Bruttomesso, cosa sta succedendo, perché prima o dopo, per fortuna ci sono i giovani, io ho molta fiducia nei giovani, lo dico tutte le mattine, il cambiamento avverrà da loro, tanto è vero che non vogliono dare il voto ai sedicenni perché hanno paura del voto ai sedicenni perché forse cambierebbe il mondo. Prego Bruttomesso. Beh, sicuramente la paura ai sedicenni potrebbe essere proprio per il fatto che i cambiamenti culturali vengono proprio dalle nuove generazioni, no? Che non hanno sicuramente quelle ostilità, diciamo, che la società che a una certa età si è creata nel tempo. Collegandoci invece sul discorso della barca che va... La vediamo per cortesia? Solitamente è legata agli Stati Uniti, no? Il sogno americano e via dicendo. Poi dobbiamo ricordarsi che l'Italia è stata un popolo di emigranti, no, fortissimo, sia sul territorio italiano. Se parliamo del Veneto, io ricordo sempre anche Latina, per esempio, che c'è una fortissima comunità veneta, quando non c'era lavoro e via dicendo. Parliamo Stati Uniti, Argentina, Brasile, Libia a suo tempo, Eritrea anche, tanto per ricollegarci un po' all'Africa, no? Nel momento in cui
E oltre ad essere migranti volevamo essere anche colonizzatori, no? Come tanti altri paesi europei. Allora, cosa dire? Quando sono arrivati negli Stati Uniti, Ellis Island per esempio, messi in quarantena, controllati e via dicendo. E poi lei giustamente ha parlato di mafia, no? Tra virgolette, noi l'abbiamo creata là, nel senso quel collegamento nostro e tutto quanto. Ma perché si è creata la mafia negli Stati Uniti? Sicuramente per la stessa situazione che adesso noi viviamo in questo momento qua, l'immigrazione che viene da noi. Cioè, se tu hai bisogno di persone, come noi sappiamo benissimo, abbiamo bisogno di forza lavoro, perché noi inverno demografico, tutto quello che si vuole dire, abbiamo bisogno comunque, se le nostre imprese e tutto quanto vogliono crescere, hanno bisogno di manodopera e in Italia non ce n'è più, abbiamo bisogno degli altri, diciamo, no? E negli Stati Uniti è la stessa cosa, anche là erano in un forte sviluppo, avevano bisogno di manodopera e tutto quanto, però non andava bene nelle fabbriche, non andava bene nella società, non andava bene nella comunità americana che si era creata. E quindi venivano fuori queste ghettizzazioni, no? E ognuno ovviamente nella sua comunità piccola, chiusa, si auto-organizza. E dove non c'è uno Stato accogliente, nello stesso tempo loro fanno una certa comunità. Però c'è tutto un settore degli immigrati che arrivano che non riescono, magari anche con comunità più piccole, diciamo, che non riuscendo a trovare lavoro, avendo delle difficoltà, non avendo un sistema di accoglienza, non di assistenzialismo, perché l'assistenzialismo purtroppo noi ne facciamo tante volte bandierina, poi l'assistenzialismo arriva fino a un certo punto e poi manca tutto l'altro processo di integrazione all'interno delle nostre... Io faccio parte di una piccola associazione di volontariato di senza fissa dimora. Vedo l'immigrazione, come vedo anche la situazione degli italiani che diventano senza fissa dimora per molti motivi, perdita di lavoro, altri problemi familiari e via dicendo. Però ci troviamo in una situazione che secondo me è un pensiero che va racchiuso in una parola, comunità. La comunità o è chiusa, che non vuole far entrare nessuno, o si pensa di allargarla, perché secondo me una comunità allargata è un vantaggio per tutti, perché è uno scambio culturale che ci fa crescere e le future generazioni cominciano a capirlo sicuramente nelle scuole, che è il primo punto di comunità per loro. Abbiamo Nadia, poi andiamo da Vitturi, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Abbiamo bisogno di forze di lavoro, ma se continuano a chiudere negozi e fabbriche, questa gente dove la mettiamo? Dopo volevo dire un'altra cosa. Ho letto l'altro giorno che il prossimo anno che si farà la denuncia di redditi si deve dare il 2 per 1000 ai partiti. Hanno fatto una legge, però non l'ho sentita per televisione a dire nessuno. Allora, queste cose, prima potevi decidere se lasciarla allo Stato o darla ai partiti, adesso il 2 per 1000 si dà ai partiti, no, ma non possono sovvenzionarsi da soli, perché se io non voglio darlo non sono costretta. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia, hai fatto bene a chiamare perché non è proprio così, poi lo spiegheremo con naturalmente Enrico Bruttomesso che risponderà alla nostra Nadia, perché è giusto anche dire le cose come stanno, perché già c'è tanta confusione. Però andrei adesso da Vitturi. Ecco, in tutta questa confusione noi vediamo sempre che nonostante gli sforzi che state cercando di fare capire anche voi che potrebbero esserci grazie anche alla tecnologia che ha fatto passi da gigante per proteggere gli animali, qualcuno non ascolta e si continua ad uccidere. La cosa più semplice da fare, si uccide, mi sono tolto il problema. Il problema è che molti cittadini e persone hanno paura perché il messaggio che è passato: non andate nei boschi perché ci sono i lupi, ci sono gli orsi, vi mangiano. Noi siamo come Cappuccetto Rosso, abbiamo proprio
questa etichetta, invece le cose non stanno così. Com'è la situazione, Vitturi? Ci dica veramente il suo punto di vista. Io so che lei era molto arrabbiato per questa uccisione, l'hanno fatta talmente in breve tempo, non siamo neppure riusciti a fermare perché hanno fatto tutto senza nessun problema. Ma l'opinione pubblica com'è? Come la sente, Vitturi? Prego. Grazie Mirella, ma io come dire, mi sento di fare un parallelo su un altro piano rispetto a quello di cui abbiamo trattato finora. Abbiamo parlato di immigrazione, abbiamo parlato di diverso, abbiamo parlato di arrivi, abbiamo parlato di integrazione, di comunità, e io mi sento di dire che sul tema degli orsi che lei ha introdotto in Trentino veramente ci sono delle grandi similitudini, se non addirittura in alcuni casi uguaglianze. Gli orsi li abbiamo fatti scomparire noi dal Trentino a suon di fucilate, veleni, lacci, trappole, e poi a un certo punto ci siamo resi conto che però la loro presenza era molto importante anche per garantire la nostra sopravvivenza. Per cui cosa abbiamo fatto? Siamo andati in Slovenia, ne abbiamo catturati 10 e li abbiamo forzatamente immigrati nel territorio della provincia di Trento. Lì si sono riprodotti, ma nessuno ha spiegato ai cittadini come integrare questi animali nel loro tessuto sociale. Cioè nessuno ha detto: guardate, questi animali sono importanti, sono fondamentali, voi potrete continuare a godere del vostro meraviglioso territorio come avete sempre fatto, con delle attenzioni, con delle cure. Quello che si deve fare quando arriva un componente del sociale esterno che noi non conosciamo, al quale non siamo abituati, ed ecco che qui mi trovo di come dire, paragonare in qualche maniera l'arrivo degli orsi in Trentino all'arrivo degli immigrati umani nelle nostre società. Però nessuno fa nulla per favorire questa integrazione, e allora ecco che arrivano le paure. Ne hanno parlato i tuoi Mirella, gli ospiti che hanno telefonato, gli ascoltatori che hanno telefonato, e hanno parlato di paura nei confronti del cosa? Di uno sconosciuto, paura nei confronti dell'orso perché fa paura, perché è sconosciuto, perché non si sa come rapportarsi a lui, nella stessa misura in cui non ci si sa rapportare con persone che arrivano da culture diverse dalla nostra, e quindi abbiamo bisogno di conoscere. Ma se nessuno fa nulla per spiegare queste culture diverse, come rapportarci, è chiaro che poi nascono le paure. Analogamente succede la stessa identica cosa in Trentino con gli orsi. I cittadini non sanno come rapportarsi con questi animali, che sono animali selvatici e che, come qualsiasi animale selvatico, sono meravigliosi da guardare a una distanza di sicurezza, perché sono imprevedibili e quindi devono essere lasciati in pace. Bisogna trattarli come animali e quindi come esseri senzienti che hanno diritto ad essere rispettati nel loro ambiente e nella loro vita, come qualsiasi altro cittadino umano, peraltro, e quindi manteniamo le distanze da questi animali se non li conosciamo. E questo nessuno l'ha spiegato ai cittadini trentini, che ora si trovano quindi di fronte a un fenomeno per loro sconosciuto, che crea paura e che richiede queste soluzioni estreme, come quella a cui accennava lei, Mirella, poco fa, ovvero l'uccisione di M91, un orso che non ha fatto nulla di pericoloso, semplicemente si è incuriosito, era un cucciolone, aveva 2 anni, si è incuriosito alla presenza di un escursionista, lo ha seguito per qualche minuto, questo escursionista ha reagito tirandogli addosso delle pietre, minacciandolo con un bastone, e nonostante ciò l'orso se n'è andato tranquillamente senza neppure sfiorarlo. Quindi era un orso, come dire, da premiare per la sua tolleranza nei confronti di una persona che ha reagito in quella maniera, e invece il presidente Fugatti ha deciso di prenderlo a fucilate. Lo ha fatto con un decreto rapidissimo,
firmato durante la notte e eseguito nella notte stessa di due weekend fa, quindi impedendoci di fatto anche di poter ricorrere al TAR per cercare di bloccare questo abominio. E così purtroppo si andrà avanti, perché c'è questa volontà politica di non accettare la presenza di questi animali e quindi non illustrare ai cittadini quali cure si deve avere per affrontare il territorio evitando qualsiasi incidente. Allora sentiamo come commenta Enrico Bruttomesso, ecco, questo esempio che l'ha spiegato molto bene. Ringrazio Vittorio, sono sempre onorata di avere Vittorio ospite, veramente, perché fa capire le cose veramente come stanno, non crea confusione, cioè che sappiamo, poi ognuno si fa le proprie riflessioni, la pensa, però almeno si sa com'è la storia. Ma soprattutto questo animo ambientalista che poi noi vediamo alle urne, si fa fatica, a parole molto vicini, ma per quello dico che forse se dessimo il voto anche ai sedicenni qualcosa cambierebbe, perché sono loro che manifestano per l'ambiente, sono gli unici che scendono nelle piazze, io non vedo nessun altro mai, a parte quei poveri operai che non sanno più neppure che futuro avranno. Però giustamente bisogna iniziare che anche voi cercate di spingere per dare questo voto ai sedicenni, come ci sono in altre parti d'Europa, perché non è vero che ci sono sedicenni che votano. Dobbiamo smettere di dire non sanno, perché il trentenne, come dico sempre, il cinquantenne o il sessantenne sanno, non so cosa vuol dire sapere quando vai a votare. Io penso che sappiano molto più di noi e coinvolgerli non sarebbe male, intrigarli, perché loro vogliono questo. Ecco, come fare per intrigare la popolazione a capire che abbiamo bisogno di aria fresca, di aria più di cambiamento anche culturale, anche per quanto riguarda, ecco, questo meraviglioso mondo che è la natura, il mondo della natura, con i suoi pregi, i suoi difetti, i suoi limiti, i suoi eccessi, come noi d'altra parte. Come mai? Ecco, io cito sempre questo animale meraviglioso in Canada, dove convivono tranquillamente orsi, lupi, senza nessun problema. Noi qui la prima cosa che facciamo è sparare, qui bisogna uccidere immediatamente, prima anzi che l'opinione pubblica si sollevi, cerchiamo di, perché ti uccide, cosa dice, cosa sta succedendo? Beh, sicuramente c'è anche una speculazione politica, perché ovviamente ognuno in politica fa la sua parte, diciamo, e c'è una parte della politica che vive proprio di un voto creato dalla paura. Sicuramente, perché ovviamente abbiamo parlato di orsi in questo caso qua, c'è una frattura, c'è una parte politica che, come ha spiegato bene l'argomento Venturi, è proprio il discorso che quando si fa un'azione, che l'uomo fa una modifica sul territorio, vi dicendo, bisogna accompagnare anche la popolazione, no? Faccio un piccolo passetto verso il lupo, per esempio, quando io leggo sul giornale attenzione per il lupo mangi i bambini, cioè, io non trovo, negli ultimi 60 anni nessuna notizia che un lupo aveva mangiato un bambino, quindi si crea comunque una paura, no? Però capisco una parte politica che ci va contro questa cosa qua, che vuole gli abbattimenti, tutto quanto, perché ricordiamoci che quando nella storia abbiamo abbattuto, parlo proprio del Veneto, l'ultimo lupo, l'ultima lince, così, che sono foto del fine 1800, c'era sempre il cacciatore con l'ultima. Cioè abbiamo sterminato, no? E adesso il discorso, i lupi per esempio li cito perché sono tornati naturalmente, ma perché sono tornati naturalmente? Allora, l'introduzione dell'orso è stato un problema, qualcuno dice che è stato un coso sbagliato, averlo reintrodotto e via dicendo, ma noi, sulle nostre montagne, abbiamo reintrodotto ungulati che neanche noi immaginiamo. Abbiamo messo nella Lessinia i mufloni sardi, per esempio. Abbiamo rimesso cervi da un'altra parte, cioè abbiamo fatto tutte queste cose qua. E perché? Perché poi ci sono i cacciatori selettori. Allora ritorniamo un attimo su un problema molto più ampio, che è quello della caccia, perché anche i cinghiali che adesso noi siamo invasi è colpa di intromissioni illegali di cacciatori, perché volevano fare la bella preda, no? Perché poi si mangia, poi si fa il business, tutta una cosa del genere. Però allora, adesso per esempio il lupo è tornato, andiamo su tanti problemi e aspetti politici, tra cui c'è lo spopolamento della montagna, un grandissimo problema che noi abbiamo da più di 30 anni.
Le persone che dalla montagna scendono in pianura, vanno nelle città, vi dicendo, territori abbandonati, non si coltiva più in montagna, in collina, quindi la foresta prende piede, basta solo che guardiamo le foto degli anni 60 delle nostre colline che erano brule, tutte coltivate, o a pascolo, o piccoli vigneti, vi dicendo, e adesso sono tornati boschi, no? È ovvio che chi vive nel bosco? L'uomo, no? Vive la natura, vive il selvaggio, torna il lupo, sta tornando il castoro in Friuli, cioè tornano perché noi abbiamo abbiamo spopolato la montagna con politiche completamente sbagliate, perché non abbiamo fatto politiche perché la gente rimanga in montagna, ma non perché deve rimanere perché è casa loro là, ma perché si spopola, perché vengono tolti i servizi, perdono parte della sanità, perdono le poste, perdono tante cose, e quindi piano piano i giovani vogliono avere sempre più servizi, si avvicinano alla pianura per esempio, no? E le montagne vengono popolate dagli animali, ritorna normalissimo. Quando si abbandona un edificio, le piante se lo mangiano piano piano, cresce una pianta dentro un edificio perché è crollato il tetto, e via dicendo. Questa cosa qua è una cosa normale. Dobbiamo sapere gestire il territorio, e gestire il territorio non è quello di uccidere un lupo, uccidere un orso, è forse vietare di fare la caccia di selezione, perché se tu vai a uccidergli il suo cibo, vai a togliergli il suo cibo di casa, per esempio posso dire che si può applicare molto in Lessinia, cioè noi continuiamo a battere animali selvaggi, li chiamiamo ungulati, e il lupo vive di quelli. Cioè, non è che... Ma se tu lo togli è ovvio che poi va sul domestico, perché se trova quello e tu vai a portargli via gli altri. È complesso come cosa. No, però... no, ma hai spiegato bene, è brutto messo, perché dobbiamo anche capire. Io dico sempre che al mattino andiamo a scuola, dopo ognuno ha i propri professori, io ho questi professori, io spero che a casa riescono veramente ad ascoltare, perché è importante, perché sono persone preparate, che danno dei numeri reali, che non creano confusione, dopo ognuno la può pensare alla propria maniera, ma ascoltare a mio avviso è un dovere, anche perché dopo quando parli sai di cosa parli. Vitturi, però il problema grande è che qualcuno insiste anche con questi argini molto fragili, è colpa delle nutrie, qualcuno ha avuto il coraggio di dire, capite che chi invece ragiona sa che non è proprio così, è perché non si sono fatti gli investimenti giusti che si dovevano fare e si è preferito fare altre cose. Ma quanto dureremo allora in questa situazione, Vitturi? Perché il cambiamento ci sarà, non c'è niente da fare, prima o dopo arriverà, è solo questione di tempo. Ma in attesa di questo, cosa si potrebbe fare per far capire che bisogna rispettare di più la natura? Bisogna capire che se siamo qui è merito della natura, la natura che ci protegge a volte. Ecco, è come una grande famiglia che ci protegge. Se noi distruggiamo questa famiglia, cosa facciamo? Prego, Vitturi. Ecco, anche nelle scuole, secondo lei si fa abbastanza? Si riesce a capire l'importanza di far capire veramente cos'è la natura? Prego, Vitturi. Grazie Mirella. Sì, abbiamo coniato questo termine, biodiversità. Biodiversità è tutto quell'insieme, semplificando, che ci dà la natura e che garantisce la nostra sopravvivenza. Quindi la natura è fondamentale per noi esseri umani, quindi anche se ragioniamo da un punto di vista strettamente egoistico, strettamente personale di sopravvivenza della nostra specie, è nostro interesse difendere, tutelare e favorire lo sviluppo della natura, il mantenimento, anzi il miglioramento delle condizioni naturali. Quindi, come diceva Bruttomesso, il ritorno del lupo, che è un indicatore importantissimo perché è un predatore apicale, quindi vuol dire che sotto di lui c'è tutto un ambiente che funziona bene. Come possiamo fare per migliorare? Di fronte a certi numeri la cosa è preoccupante. Noi ricordiamo che 2 settimane fa ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ha pubblicato i dati sul consumo di suolo. È una cosa terrificante. I dati riportati da questo istituto scientifico, quindi non certo da
un'associazione animalista, ambientalista, parlano di 2,3 metri al secondo di territorio selvatico che vengono consumati ogni giorno di 365 giorni l'anno in Italia, mentre noi stiamo parlando 2,3 metri al secondo sono sottratti al territorio naturale. Quindi pensiamo che disastro stiamo combinando e non ci sono prospettive di cambiamenti potenti di rotta. Perché non ce ne accorgiamo sostanzialmente? Perché accade lontano dai nostri occhi. L'abbandono dei territori di montagna di cui si parlava poco fa, noi non ce ne accorgiamo perché avviene da un'altra parte, però è un indicatore. E come poniamo argine a tutto ciò? E a proposito di argini parliamo di nutrie. Le nutrie sono un altro animale che ha subito le conseguenze della traslocazione per cause nostre umane. Le nutrie sono tipiche del Sud America, il loro habitat naturale nel Sud America, non sono venute in Italia attraversando l'Oceano Atlantico a nuoto, ma perché venivano utilizzate per l'industria della pellicceria, quindi ad uso e consumo di noi umani. Le abbiamo sfruttate per decenni e poi le abbiamo liberate sul territorio. Abbiamo deciso così di disfarcene perché non erano più produttive. Ora, il fatto che facciano le tane sugli argini lo sappiamo, ma anche sappiamo benissimo che da decenni tutte le regioni italiane hanno dei piani di abbattimento di queste nutrie che ne uccidono a migliaia, decine di migliaia ogni anno, e tuttavia il problema non viene risolto. Quindi questo è ancora un esempio, come si parlava poco fa della caccia di selezione, ma di qualsiasi tipo di caccia, che il vero problema è cambiare il nostro approccio culturale per la risoluzione dei problemi. Noi abbiamo un approccio venatorio alla risoluzione dei problemi che riguardano il nostro impatto sulla natura. È un approccio che poteva andare bene quando vivevamo nelle caverne, ma oggi nei cittadini, nella nostra società, in particolare quella occidentale sviluppata tecnologicamente, non è più un approccio che funziona, e lo dimostrano i cinghiali, la problematica dei cinghiali che leggiamo ogni giorno, i danni che provocano all'agricoltura, i cinghiali che si fanno vedere alle periferie delle città, sono tutte problematiche correlate all'approccio venatorio. Quei cinghiali sono massacrati a centinaia di migliaia ogni anno e tuttavia i danni continuano ad aumentare. Quindi anche un ragazzino delle elementari avrebbe capito che il metodo non funziona e quindi è necessario cambiarlo. Abbiamo Livio da Padova. Vitturi, se non mi cade la linea poi continuiamo. Vai Livio. Ciao Mirella. Ciao. Buongiorno a tutti. Dunque, come intendono risolvere la Regione questo problema quasi giornaliero di questi lupi che sbranano animali, eccetera? Come intendono risolverlo? Perché ormai è diventato un problema quasi quotidiano questo. Grazie, vi saluto. Abbiamo sentito Livio, ecco, se lasciamo parlare le persone poi capite il messaggio che è passato. Allora Livio chiede: cosa farà la Regione? Vitturi? Allora la Regione, non solo la Regione, ma tutta l'Unione Europea già sta facendo da molti anni, fornendo gli strumenti di prevenzione cosiddetti, quindi le recinzioni elettrificate, i cani da guardiania, ma anche chiedendo che ci sia un pascolo controllato. È ovvio che se un allevatore lascia i propri animali incustoditi giorno e notte, prima o poi in aree di presenza del lupo questi vengono predati. Non succede se si usano questi sistemi di prevenzione, che in molti casi sono forniti addirittura gratuitamente, se non a prezzi a costi molto limitati, grazie agli interventi proprio dell'Unione Europea. Quindi se qualcuno ha degli animali allevati che vengono predati, vuol dire che non utilizza questi sistemi e quindi deve fare solo un mea culpa, perché in territori di presenza del lupo oramai è risaputo che quei sistemi devono essere utilizzati ed esistono, e sono dove vengono utilizzati a livello europeo hanno dimostrato una piena efficacia. Grazie Vitturi. Brutto Messo, una cosa però che abbiamo sentito, vogliamo sapere se è vera, che questi edifici che sono stati costruiti in Albania, poi chiederemo anche a Vitturi se ne sa qualcosa, visto e considerato che quelle poche persone che erano state portate là hanno dovuto riportarle indietro per la seconda volta, sono diventati dei canili, mettono dentro dei cani. È vero o non è vero? Le risulta cosa
vi giunge alle orecchie che noi non sappiamo, perché noi abbiamo qualche piccola chicca, assaggio di informazione e poi basta. Com'è la situazione? Beh, allora, ne parlo all'occhio di mio politico in questo momento qua, non umanitario, perché umanitario veramente non avrei mai fatto una cosa del genere. Beh, sicuramente sono centri di detenzione, no? Istruiscono i militari o la polizia locale, vi dicendo, o albanese, per tenerli dentro, rinchiusi. Però parliamo un attimo di numeri, 3.000 massimo, no? Che possono essere detenuti in Albania. Non entro nel caso paese sicuro, paese non sicuro, e vi dicendo. Io lo trovo un grandissimo spot elettorale. È uno spot elettorale perché pagare tutti questi soldi qua, nostri ovviamente, quando abbiamo problemi sanitari, vi dicendo, per fare 3.000 persone, metterle all'interno di un carcere fuori dall'Italia, quando ne arrivano in un anno 100.000 in Italia, potete capire il rapporto 3.000-100.000 è uno spot elettorale, non può essere qualcos'altro. E vorrei aggiungere anche un discorso di numeri, perché adesso ovviamente, al di là che il governo ovviamente ha deciso di fare questa operazione e dice da quando siamo noi l'immigrazione è diminuita, attenzione, dai numeri solo degli sbarchi, non parla mai della tratta balcanica. La tratta balcanica fa entrare dal Friuli Venezia Giulia, che è il primo passaggio, da Trieste, entrano non dico centinaia, decine di migliaia di immigrati. Cioè, quindi si cerca una soluzione da un lato, ma non posso definirla altro che spot elettorale perché non viene gestito il fenomeno. Cioè, le persone in accoglienza sono abbandonate a se stesse. Cioè, a Trieste sono nate delle associazioni, ci sono tantissimi volontari per gli ingressi che ci sono, che dormono nelle fabbriche abbandonate e vi dicendo. E abbiamo visto anche un nostro servizio proprio fatto da nostra Media Nord-Est. Sono tantissime le persone e faccio un esempio, se in Albania scappano, dov'è che vanno? Nella tratta balcanica. Quindi alla fine non è che si risolve un problema, anche perché non penso che anche se vengono detenute, se riescono a scappare, abbiano l'obbligo di sparare. Quindi ovviamente sicuramente se queste persone qua si trovano in un piccolo carcere cercheranno anche una via di fuga, diciamo. Stefano da Mantova, vai Stefano. Ciao, sono Stefano, ascoltami. Allora, per risolvere il problema degli immigrati si fa presto. A Verona abbiamo un montorio, li mettiamo tutti là dentro, poi mettiamo fuori delle biciclette come dei tandem, 4 ore la mattina e 4 al pomeriggio pedalano e fanno la corrente ecologica. Questo è il primo sistema. Quando gli fanno vedere che se vengono in Italia devono pedalare, cominciano a venire manco persone. Per quanto riguarda i lupi, certo se io ho un'azienda, il lupo, l'unico sistema è ammazzarlo adesso. Non lo ammazziamo tutti, un po' li teniamo. I cinghiali, la carne di cinghiale è buonissima e lì abbiamo risolto i problemi. Siccome che siamo troppo buonisti, io ho degli amici di colore, io avevo un'azienda agricola, mi hanno fatto fallire, avevo 40 immigrati che venivano a lavorare da me, 4 mesi fa purtroppo ho fatto mi hanno cambiato il cuore e adesso mi portano via l'azienda e siccome che danno i soldi a quelli che fanno le macchine, tutte le aziende normali, piccole, ne fanno fallire tutte. Però noi vogliamo più bene noi ai nostri operai. Quando mi dicevano Stefano 5,5 euro andavamo a 6 euro, combinavo io con loro, parlo al netto, non al lordo. Io mi sono sempre comportato bene e l'unica cosa che ho preso è una grande bastonata, perché adesso l'anno prossimo mi portano via l'azienda. E io ero un numero 1, però... Ma scusa Stefano, no, dobbiamo anche capire chi è che ti porta via l'azienda e cosa è successo? Allora l'azienda purtroppo con una concorrenza sleale, perché a me le zucchine venivano a costare 50 centesimi, la raccolta e tutto, e gli indiani gli costavano 30, io ogni anno perdevo 150.000 euro perché facevo 20.000 quintali di zucchini
mi davo ai supermercati e tutto, e dai quest'anno e dai l'anno prossimo continuavo a indebitarmi, chiedevo alle associazioni di darmi la mano, nessuno mi ha dato la mano, adesso a un certo punto io ho 70 anni, purtroppo la casa e tutto, ho messo tutto dentro, ho mai chiesto soldi io allo Stato, ho sempre fatto con i miei, tutti i soldi, la casa, i risparmi, non ne ho più neanche uno. Adesso il giudice ha deciso che andrà tutto all'asta e io dall'anno prossimo, che mi sono impegnato, non avrò più niente. Per fortuna ho la pensione e vivrò con la pensione. Ma grazie Stefano, devo andare avanti, grazie per questa telefonata. E bisogna sempre capire bene per le cose, perché sennò si fa anche confusione, bisogna stare attenti, perché sembrava che qualcuno avesse portato via l'azienda, perciò ho fatto spiegare che non è colpa del diverso che è stata portata via l'azienda, ma è successo qualcosa a livello burocratico, fiscale, legale, perché bisogna dire le cose come stanno. Io sono un po' solidale con Stefano, io ho un'azienda agricola piccola e faccio vendita diretta, quindi ho un prezzo ovviamente, anche se non è concorrenziale, ma comunque un prezzo molto alto. Invece Stefano sicuramente è vittima della GDO, della grande distribuzione, praticamente. Ne abbiamo parlato ieri con l'agricoltore. Che fa i suoi prezzi e vi dicendo mette in ginocchio tantissimi agricoltori italiani, quando invece sarebbe meglio mangiare prodotto italiano che invece prodotto importato. Ma chi è che ha portato a questo? Poi non si può mica dare sempre la colpa all'ultimo governo brutto messo, bisogna anche cominciare a parlare chiaro, perché non è sembra, colpa dei governi, bisogna capire, perché state attenti a quello che dice adesso brutto messo. Cosa è successo in tanti anni? Non è colpa di nessun governo, è colpa di tutti sicuramente, in piccola parte di tutti quanti, perché è un fenomeno che andava gestito sul territorio. Cioè, io dico una cosa, io continuo a vedere supermercati che nascono da tutte le parti, consumo di suolo e via dicendo, ma non abbiamo proprio bisogno, c'è nessuno più che sufficienza. Il problema è che poi la grande distribuzione chiede un prezzo ridicolo agli agricoltori italiani che hanno magari di contratti e via dicendo, e presi per il collo è difficile stare dietro con le spese e tutto quanto, quando poi veniamo invasi ovviamente da prodotti ovviamente che sempre gestiti dalla GDO, stranieri, per avere prezzi ancora più bassi, e quindi andiamo a distruggere l'agricoltura italiana per poi avvantaggiare ovviamente solo le industrie della GDO italiane, ma non gli agricoltori veri e propri. Queste sulle cose. Poi posso ricollegarmi velocemente con Stefano su tre cose. Allora, gli abbattimenti, lupi e cinghiali, due cose molto differenti. La Francia, il Ministero della Francia ha fatto un report di 10 anni di abbattimenti in Francia. Risultato, i lupi sono cresciuti. E lì fanno gli abbattimenti, proprio cioè vanno fuori in 20-30 cacciatori, cani, tutto quanto, uccidono tutti. In 10 anni sono cresciuti, perché è normale, cioè un animale in stato selvaggio bisogna conoscere la parte biologica quando dobbiamo ascoltare gli esperti. Se un animale è in difficoltà ma ha un territorio e trova molte prede, prolifica molto di più. Se il territorio è piccolo, le prede sono giuste, il branco, diciamo, rimane calibrato, rimane piccolo, non si ingrandisce all'infinito. L'equilibrio, il famoso equilibrio. Bravissimo, la natura ha un equilibrio. I cinghiali è un po' diverso questa cosa qua, no? Il Ministero ha detto via libera, ammazziamoli tutti. Allora chiediamo al governo perché non abbiamo risolto il problema, si possono ammazzare come si vuole. E non ci sono chi le uccide ovviamente. Cioè, ma non è che si deve capire che forse la natura quando ci mette lo zampino più forte dell'uomo? Quello sì, noi avevamo fatto una proposta a livello regionale che ovviamente non è mai stata accettata, sono 10 anni che la facciamo. Abbiamo chiesto che invece di fare l'abbattimento di massa, ve lo dico perché io conosco gli cinghiali della mia zona, una piccola azienda agricola, conosco i due branchi, io sono in mezzo, quindi ho le patate col filo elettrico, mi sono tutelato. Ma cioè, io vedo, ci sono i cacciatori selettori che li abbattono. Allora, ne abbattono anche 4 o 5, l'anno dopo ci sono lo stesso, ne abbattono meno, l'anno dopo c'è lo stesso numero. Non è che cambia. Cioè, possono fare eradicarli, certo, tornano, cioè vanno via 2 o 3 anni poi tornano. Noi avevamo fatto una proposta, sono 10 anni che in Consiglio regionale facciamo questa proposta, per esempio utilizzare delle esche sterilizzanti.
almeno per un piccolo periodo non uccidevi l'animale, questo non prolificava e avevi modo di contenerlo. Sentiamo poi Vitturi, ma prima abbiamo Luciano da Legnago Verona. Ciao Luciano. Ciao Mirella, buona giornata a te e il tuo ospite. Allora, sai, come sempre io ti seguo anche se telefono ben poco. Sì, pronto? Sì, ti allora, sentiamo bene, Mirella, vai. Il signore che ha telefonato prima, mi devo tanto di cappello, questa persona che si è notato subito che è una persona per bene, che pagava gli operai per bene. Ma come dice il signore lì dei Verdi, scusa un po', il buonismo falso ipocrita di tutti i politici che hanno fatto entrare persone, capito, senza contratto di lavoro, senza niente. Tu sai bene, Mirella, che io sono immigrato in Svizzera e mio padre in Germania prima della guerra. Perciò dico, tutti voi politici, il vostro buonismo falso ipocrita, avete fatto entrare centinaia di migliaia di persone. Allora, metà persone hanno trovato il lavoro e fanno le persone per bene, e metà sono per le città, che io ho 82 anni, mi devo barricare in casa perché c'è ladri dappertutto e farabutti. Perciò siete tutti colpevoli e ho 82 anni e io a votare non ci vado più, perché mi avete deluso tutti deluso. Grazie al nostro Luciano da Verona. Andiamo da Vitturi, devo correre purtroppo che siamo quasi in chiusura. Queste esche che ha detto appunto Bruttomesso, cosa ne pensa Vitturi, e poi anche le telefonate, prego. Sì, è la sfida, è quello che noi proponiamo da sempre ed è veramente il sistema che metterebbe d'accordo tutti, perché invece di agire sulla mortalità, cioè continuare a uccidere animali, che abbiamo visto serve a nulla, anzi peggiora la situazione, quello che noi proponiamo da sempre è lavoriamo sulla fertilità. Esiste questo vaccino immunocontracettivo che viene già utilizzato negli Stati Uniti, che rende un cinghiale sterile per 6 anni, quindi possiamo immaginare cosa potrebbe succedere a lungo termine, quindi andiamo verso la riduzione della popolazione. Il problema è che questo vaccino al momento è somministrabile solo tramite iniezione, quindi impensabile da utilizzare in natura. Bisogna fare degli sforzi economici perché si scopra, perché si metta a punto la formulazione somministrabile con delle esche alimentari. A quel punto avremmo risolto il problema. Ci sono stati dei finanziamenti che però purtroppo, quindi sono partiti 2 team di ricerca, però purtroppo questi finanziamenti non sono stati riconfermati dall'attuale governo e questo è un problema, ma noi comunque non demordiamo, stiamo comunque chiedendo alla politica nazionale che si impegni, perché è stato dimostrato anche da un recentissimo documento dell'ente europeo per la sicurezza alimentare che per contenere la popolazione di cinghiali la questione del vaccino immunocontracettivo, ovvero questa esca alimentare medicata, è una soluzione che può dare dei frutti molto positivi. Abbiamo Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno a tutti ospiti, a tutti quelli che sono in ascolto. Purtroppo l'Italia non è più per gli italiani per bene, però volevo fare un appello a quel signore che ha perso l'azienda. Mi è venuta un'idea folle dall'alto delle nostre povertà. Chissà se siamo una coeta tutti riuscimmo a salvare sto uomo, sarebbe veramente un Natale fantastico. Che telefoni ancora, vedremo se che facciamo, se vogliamo saperne un po' di più. Poi volevo chiedere al signor Vitturi della LAV. Allora, complimenti sempre per tutto quello che fate, anch'io sono socia da una vita, anche se il discorso, lo so che non potete fare tutto, il discorso di vivisezione è molto sotto silenzio, pensare che ne abbiamo così bisogno di capire questa ricerca, quanto possa essere dannosa la famosa vivisezione, dannosa soprattutto per l'uomo, e sappiamo come stanno le cose. Poi volevo fare appunto un appello al discorso anche dei lupi, ma vogliamo capirla noi a due gambe, che anche quelli a 4 gambe vogliono mangiare. Lo so che è atroce quello che fanno, però i nostri macelli, per chi mangia carne, vabbè, mi mangio da una vita ovviamente, però i nostri macelli non è meno orribile quello che succede di quello che fanno i lupi. Oltretutto i lupi mangiano quel tot, non ci sono lupi obesi, mangiano quel tot di sopravvivenza
e non hanno i supermercati, mentre noi che abbiamo i supermercati potremmo anche evitare, perlomeno diminuire questo massacro di 9 miliardi all'anno di animali, quelli naturalmente a grossa taglia, senza contare quelli piccoli. Grazie infinite per lo spazio e complimenti a tutti, buona giornata. Grazie a te cara Paola. Quello che vorrei chiedere anche a Bruttomesso è cosa sta succedendo anche in Europa, questa destra che avanza, questa von der Leyen in grosse difficoltà, com'è la situazione? Sicuramente non è semplice, ha la maggioranza più bassa in assoluto e ogni legge che verrà proposta avrà sicuramente maggioranze diverse, che non è una maggioranza di governo in questo momento qua europea, e potrebbe anche cambiare sicuramente nel tempo. Il problema secondo me è che siamo sempre più deboli in Europa, quando invece dovremmo avere un'Europa forte, no? Non dovrebbe ogni Stato andare all'estero per parlare di una situazione per interessi personali, dicendo ma dovremmo avere una Europa forte. Ma perché dovremmo avere un'Europa forte? Perché Stati Uniti, Russia e altri paesi vogliono un'Europa debole, perché un'Europa forte sicuramente farebbe molto differenza sul teatro geopolitico internazionale. L'Europa non ha un ministero degli esteri. Sì, c'è una figura, ma non ha quei poteri di trattare, diciamo, come ce l'ha uno Stato sovrano. Basta vedere il diritto internazionale, sì. Basta vedere quello. Sì. Gestire anche i flussi di migrazione, vi dicendo, io mi collego un attimino velocemente al signore, non sono i governi che li hanno portati dentro, né di destra né di sinistra. I flussi migratori sono sempre stati così. Anche gli italiani che andavano negli Stati Uniti, gli Stati Uniti magari non li volevano, anche se ne avevano bisogno. E quelli che andavano in Brasile molto probabilmente hanno avuto delle difficoltà con la popolazione locale. E l'ultima cosa, gli immigrati che arrivano in Italia non possono lavorare perché non gli danno il permesso di lavoro. Quindi forse è il governo che dovrebbe dire diamo il permesso di lavoro a quelli che sono qua, quelli che sono nei centri di detenzione in Italia, perché praticamente loro in questo momento qua non possono lavorare. Quindi è ovvio che quelli che sono qua vanno a raccogliere in nero col caporalato la frutta e la verdura al sud d'Italia e in Veneto, nelle nostre piantagioni e vi dicendo, vanno nella malavita vi dicendo perché non possono avere un lavoro perché non gli danno il permesso di lavoro. Gianfranco Valeri da Cessalto, vai Gianfranco. È caduta la linea. Vitturi, ormai siamo in chiusura, che appello vuole fare? Cosa vuole dire Vitturi? Cosa sta, secondo lei, che messaggi cercherete di dare anche in futuro? Perché bisognerà pur che riusciamo a capire che il rispetto, quando usciamo di casa c'è anche un rispetto per la natura, perché veramente se no non ne andiamo fuori. Avete visto con il Covid, senza niente, senza nessuno, come la natura si è riappropriata di propri spazi, soprattutto l'acqua a Venezia, vi ricordate i canali, si è pulita da sola, senza nessun intervento. Ecco, forse dobbiamo rispettare di più, perché guardate che se si arrabbia la natura non ce n'è mica per nessuno. L'uomo può inventarsi quello che vuole, ma se la natura si arrabbia e decide di arrivare, cosa dice? Vitturi, cosa dice? Se la natura si arrabbia, a posto siamo, prego. Sì, ce lo sta già dimostrando da un po' di tempo i cambiamenti climatici, per quanto comunque continuino ad esistere i negazionisti, sono evidenti e sono oramai assodati dalla comunità scientifica. La natura ci sta dando dei segnali. Quindi quello che direi per riallacciarmi al suo discorso, Mirella, è rispetto, non lo focalizzerei solo sulla natura, ma rispetto per l'altro, chiunque esso sia. Quindi può essere questa volpe alle mie spalle, possono essere le nostre meravigliose montagne, le Dolomiti, le colline, le pianure, l'altro che sono anche le altre persone, che sono quindi gli esseri umani ma anche gli esseri animali. Abbiamo visto ieri cosa è successo, Vitturi, altri morti sul lavoro, come avete visto e avete sentito. Ogni giorno, veramente ogni giorno muoiono persone che vanno al lavoro, vai al lavoro e non ritorni, anche qua bisognerà pur fare qualcosa, pensare, non parlare se i morti sulle strade, non ne parliamo anche, cioè abbiamo veramente bisogno che qualcuno invece di parlare agisca. Cosa dice Vitturi? Possiamo già agire, io mi riallaccio così
nostra mobilitazione che come LAV abbiamo tenuto nelle scorse settimane in tutta Italia, possiamo fare anche dei piccolissimi gesti concreti che però possono veramente cambiare il nostro rapporto di rispetto nei confronti degli altri. Noi quest'anno abbiamo organizzato le nostre giornate di mobilitazione nazionali su una campagna no botti, quindi stop ai botti che creano così tante vittime fra gli animali domestici, quindi anche i cani e i gatti che vivono in casa con noi, che non tollerano i botti di Capodanno, ma qualsiasi botto, petardo, ma soprattutto anche gli animali selvatici. Pensiamo che impatto possono avere i botti, i fuochi d'artificio. Quindi quest'anno facciamo un piccolo gesto, divertiamoci a Capodanno come abbiamo sempre fatto, ma facciamolo anche nel rispetto degli altri, che sono gli animali domestici e selvatici, ma anche le persone. Magari con quei soldi che costano anche tanto paghiamo qualche bolletta in più e aiutiamo qualche persona in difficoltà che non farebbe di sicuro male, qualche botto in meno e qualche bolletta in più pagata, visto che abbiamo 6 milioni di poveri che stanno nascendo continuamente questi empori solidali, perché è giusto anche dirlo, perché sta funzionando così. Allora grazie, sentiamo Rita da Vicenza, poi salutiamo anche Bruttomesso. Vai Rita. Sì, salve, buongiorno e complimenti sempre per le trasmissioni. Grazie. Allora, io ho sentito tanti argomenti e ci vorrebbe tanto tempo per dire tutto quello che penso, però ironicamente invito un po' tutti, io per prima lo sto già facendo, ad aiutare questi nostri agricoltori. Quindi parliamo di supermercati, di queste cose, dell'Europa. Io invito tutti, ma tutti noi veneti, gli italiani, a comprare sempre di più direttamente dai produttori. Cibo sano e vita più sana. Se un 30% di noi cominciasse a non andare al supermercato, forse qualcosa succederebbe anche a livello politico. Per quanto riguarda invece il discorso animali e queste cose qua, quanti errori sono stati fatti anche dalla politica dei Verdi nel passato? Io la vedo così. Negli anni *80 è stato fatto qualcosa che secondo me non doveva essere fatto in maniera così. Oggi abbiamo il problema di sterilizzare o meno questi animali. Qualcosa si faccia, si mettano d'accordo, sono loro che governano, mica devono parlarcene sempre delle stesse cose, no? E l'immigrazione, io sono stata immigrata in paesi anche europei quando non c'era esattamente l'Europa, c'era una selezione naturale, non ero lì che potevo fare quello che volevo. Quindi ci sarebbe da aprire uno stendino e attaccarci su tanti argomenti, le cose vanno fatte in maniera concreta. E c'è una selezione naturale, questo sta nella storia dell'uomo. Ecco. Grazie Rita, grazie della telefonata, delle riflessioni che hai fatto a voce alta. Sentiamo come commenta, come ci saluta Enrico Bruttomesso, portavoce Europa Verde. Prego. Sì, beh, sicuramente capisco la signora, quello che dicevi dicendo, ma non è che adesso perché qualche partito dice sempre colpa dei Verdi, questo e quell'altro, delle associazioni ambientaliste e tutto quanto. Sinceramente andrebbero ascoltati solo perché proponiamo proposte, non facciamo solo slogan e perché non siamo al governo da un po' tanto tempo, diciamo, no? Tra virgolette. E ci sono stati altri partiti che sono stati al governo nei momenti che venivano inseriti animali, vi dicendo, e sinceramente non era quelle proposte, diciamo, dei Verdi. Quindi c'è anche la narrazione sulla politica un po' sbagliata, forse è uno dei motivi che tendenzialmente anche c'è un po' di defezione anche da parte di ragazzi, vi dicendo, anche andare a votare, poi ci sono delle narrazioni un po' sbagliate. Chiudo collegandomi a un discorso sempre sui botti, di Vitturi è stato perfetto il suo appello. Allora, se non sapete dove spendere i soldi, invece di spenderli nei botti, ci sono associazioni di volontariato che per il Natale fanno cene per persone che hanno difficoltà, fanno cene nei centri, come faccio io come volontariato, dove di senza fissa dimora. E quindi se non sapete dove buttare via i soldi, perché sono buttare via i soldi, uno perché inquinano, due perché fanno male agli animali, tre perché c'è molto, come si dice, c'è molta illegalità nella produzione. Abbiamo visto anche lo scoppio, che sono morte delle persone mutilate, vi dicendo, e ne succede una volta ogni anno. Quindi non acquistate botti, così questo mercato, questa illegalità, vi dicendo, si ferma, e donateli, dateli con le associazioni che invece per il giorno di Natale almeno abbiamo un pensiero per quelli che hanno Però lo diciamo anche ai sindaci, non solo ai cittadini, che anche i sindaci quando fanno certe fine anno meravigliosi, invece di fare magari questa meraviglia di botti, se pagano qualche bolletta
bolletta o qualche aiuto alla persona che bussa alla loro porta, perché è l'unico punto di riferimento che hanno, forse non farebbe male, e anche magari l'opinione pubblica sarebbe più contenta se si dicesse queste cose, perché guardate che io sono veramente in difficoltà, perché la povertà sta aumentando, e soprattutto anche a quello che ha detto Rita, sfortunatamente ci sono persone che non possono nemmeno pensare di avere il chilometro zero. Sto pensando alle grandi città. Per noi è facile dire perché lo troviamo, ma tu vai a vedere nelle grandi città se hanno questa possibilità di fare il chilometro zero, e basta vedere le code che ci sono nelle mense, quelle veramente offerte dalla Caritas, dalle parrocchie, di queste persone che non hanno perso il lavoro, sono i nostri poveri, e anche con 2 stipendi non ce la fanno più ad arrivare a fine mese. Questa è la cruda realtà, che noi ne parliamo anche a dicembre, anche se tutti pensano al Natale e magari non pensano a quelle persone che non hanno neppure i soldi per prendere l'autobus, per venire a prendere la borsa al Banco Solidale. Questa è la verità. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Quello che si è visto, soprattutto nell'abbandono di minori all'interno degli abitacoli, sono almeno 3 fenomeni principalmente. Il primo è: si è talmente presi dai pensieri quotidiani che non si è magari abituati, di solito succede ai padri, di portare i bambini, si segue il filo della quotidianità e si rischia di dimenticare la presenza del figlio in macchina. Perché? Perché magari lo si trasporta in casi eccezionali. Però anche c'è l'altro fenomeno, cioè l'eccesso di accudimento. Si è talmente vicini e talmente accudenti nei confronti dei figli che si pensa di averli già consegnati ai nonni o eventualmente averli fatti scendere direttamente dall'abitacolo. E c'è il terzo elemento, che delle volte è una sorta di perdita di amnesia, cioè un'amnesia costante e perdita di memoria che è data da stress, da sovrastrutture di stress che magari i genitori rischiano di vivere. Quello che non si deve dire è che non ci sia capacità genitoriale, perché il fenomeno dimostra che è proprio il contrario. Lo psicologo e psicoterapeuta Mirko Casteller spiega così a Focus, dal direttore Luigi Bacialli, la sua contrarietà ai cosiddetti dispositivi seggiolini salvababy o anti-abbandono. Ecco perché
e non possiamo neanche utilizzare, se mi permette, dei surrogati tecnologici che dovrebbero sostituire la responsabilità dei genitori. Certo, ci aiutano, però possono essere inefficaci o possono fare degli errori anche quegli strumenti. Vero è che resta una tragedia immane che niente e nessuno potrà mai cancellare. Il trauma della perdita del figlio, se mi permette, direttore, io lo devo dire con la massima trasparenza, ma lo dico anche ai miei pazienti quando vivono queste situazioni, è l'unico trauma che non si può rielaborare. E noi abbiamo questa mattina il dottor Enrico Casteller, psicoterapeuta, soprattutto vorrei capire cosa sta succedendo, grande tecnologia, andiamo nella Luna, anche ieri morti delle persone al lavoro, non parlare in questo periodo, ogni giorno, morti sulle strade, famiglie che vivono, avete sentito e visto questi genitori disperati perché la perdita di un figlio è una cosa, non si può neppure immaginare, difficile vivere alla morte di un figlio, sopravvivere. Cosa sta succedendo? Grande tecnologia, ma non si va da nessuna parte, i morti continuano, aumentano, ripeto, sia sul lavoro che sulle strade, nella malattia. Prego, dottor Casteller. Grazie dell'invito, è sempre piacevole essere qui con te, Mirella. Qui si sta perdendo la realtà, cioè noi puntiamo il dito alla Luna ma non ci rendiamo conto che qui nella Terra ci sono delle situazioni che sono drammatiche. Direi che ormai i genitori vivono una sfida importante, che è quella di stare in rete o fare i genitori. Entrambe le cose non si possono fare. Essere connessi, iperconnessi ai social, perdendo di vista quello che è l'accudimento dei figli, più delle volte rischia di sviluppare situazioni drammatiche come noi stiamo vedendo nei giovani oggi. Sembra esserci proprio un flusso di perdita di identità. Siamo tutti nella rete, pensiamo che nella rete ci sia la soluzione di tutti i mali, poi in realtà noi ci rendiamo conto che la situazione è ben diversa. Quindi c'è questa dipendenza dalla rete, dall'irrealtà, dall'immaginario. Abbiamo bisogno tutti di sognare una vita diversa, quasi che la vita che viviamo ogni giorno non sia soddisfacente, quando invece, a parte avere una famiglia, avere dei figli, avere le responsabilità, ci mette alla prova, ma sono le soddisfazioni probabilmente più grandi che si possa avere nella vita. Quello che sta succedendo è che c'è una disconnessione. Gli strumenti digitali, la tecnologia, ricordiamoci che sono degli strumenti, non sono sostitutivi dell'essere umano. Noi possiamo delegare alla tecnologia le questioni operative, ma non possiamo delegare gli elementi fondamentali. Purtroppo noi siamo presi da rincorrere, Mirella, una vita lunga, questa eternità della nostra vita. Dobbiamo pensare alla vita larga, sui valori, sui principi, sulle cose fondamentali della vita. Basta rincorrere vite eterne, la medicina ci aiuta nella vita eterna, però qual è il tema? È che troppo tempo senza fondamentali, e questo i genitori, rincorrere nella rete questo senso estetico, esasperato, edonismo, il presentarsi sempre piacevoli e belli ed essere figli, essere fratelli dei propri figli. Madri di 50 anni, figlie di 15 anni, identiche, non c'è nessuna differenza anche esteticamente. Vuol dire che poi quando il ragazzo ha bisogno di punti di riferimento non va dalla sorella madre, ma va dalla madre, e se la società è la propria madre, crea il gruppo, baby gang, quelle situazioni dove ci sono figure forti. Quindi stiamo un po' più con i piedi nella realtà e i social lasciamoli come strumenti, non come sostitutivi alla nostra vita, Mirella. Saluto anche il dottor Lorenzo Giorgio, Rialziamoci Italia, grazie a lei dottor Giorgio di essere qui con noi, ma soprattutto questa telefonata di questa persona che ha veramente fatto scalpore questa mattina. Mi hanno portato via l'azienda, non ho più niente, sono ammalato, è successo il finimondo, purtroppo io mi ritrovo ad aver perso tutto. Cosa sta succedendo? Era un agricoltore, un'azienda che funzionava benissimo, all'improvviso arriva la malattia, arrivano i guai e qualcuno si appropria dell'azienda. Prego, dottor Giorgio. Intanto ringrazio la redazione di Media Nord-Est e in particolare la dottoressa Tuzzato per l'opportunità. Io sono Giorgio Lorenzo, dottore commercialista e revisore legale, iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Treviso.
Oggi sono qui nelle vesti di coordinatore nazionale e fondatore dell'Associazione Nazionale sul Sovrindebitamento Rialziamoci Italia, che è un'organizzazione autorizzata dal Ministero della Giustizia, operante attraverso 20 organismi in tutto il territorio nazionale. Inoltre ho l'onere di ricoprire la carica e l'onore di referente, quindi responsabile dell'organismo di composizione della crisi Rialziamoci Italia Treviso. Allora, io per dare una risposta immediata a quello che lei diceva, quindi all'agricoltore che ahimè purtroppo non ho sentito la sua problematica, invito a telefonare all'800 03 2012, che è il nostro numero verde, e avrà certamente ascolto, troverà ascolto in professionisti qualificati per occuparsi del suo caso. Quello che sta succedendo al signor Stefano, giusto? Mi sembra di aver capito il nome. Ecco, è una problematica che accomuna una serie di purtroppo italiani. Il rapporto Caritas, l'ultimo rapporto Caritas parla chiaro di ormai il 50% delle famiglie italiane sono sovrindebitate. Con questo vuol dire che stiamo familiarizzando ormai con una terminologia che è entrata nel nostro gergo quotidiano, i famosi NPL, che ormai cosa sono questi NPL? Sono dei crediti incagliati, quindi sia i privati sia le aziende si ritrovano a non poter pagare i propri debiti, quindi a non poter far fronte agli impegni assunti. Come poter risolvere queste situazioni? Attraverso un percorso. Un percorso deve essere legale. Prima parlavo di autorizzazioni ministeriali. Per potersene occupare è necessaria una formazione. Tutto passa attraverso una formazione di professionisti, devono essere chiaramente dei commercialisti e degli avvocati che si occupano, dopo aver fatto un percorso, che si occupano appunto di loro. Attraverso degli organismi di composizione della crisi che sono autorizzati, come dicevo, dal Ministero della Giustizia. E questo cosa vuol dire? Vuol dire chi si può esdebitare oggi. La legge 3 2012, che è una legge molto importante per il nostro ordinamento, finalmente nel 2012, in ritardo rispetto alla maggior parte degli stati, siamo riusciti a emanare una legge che ha normato una tematica molto importante, appunto il sovrindebitamento. A che cosa porta questa legge 3 2012? Porta all'esdebitazione, che rappresenta una formula, io la chiamo formula positiva. È positiva per chi? Per i debitori, per i creditori e per la società nel suo complesso, perché occuparsi degli ultimi e occuparsi di coloro che effettivamente sono fuori dai radar televisivi è la priorità oggi, attraverso il soddisfacimento dei creditori, in parte dei creditori, ma soprattutto attraverso un percorso che il debitore deve fare insieme al suo angelo custode, che è appunto l'organismo di composizione della crisi. Capisco che è una tematica molto ostica ai più, per me è difficile poter in una trasmissione essere efficaci, ma soprattutto dare delle risposte perché è come cucire addosso ad ogni sovrindebitato un percorso, e il percorso naturalmente non è semplice. Si può, il signor Stefano può uscire dal pantano del sovrindebitamento in cui è incappato, e può uscirne attraverso un percorso, assolutamente sì. Allora, un percorso assolutamente sicuro, però, dottor Giorgio, per fare questi percorsi bisogna anche investire, non c'è niente da fare, bisogna investire sull'individuo. Ogni individuo deve essere fatto un vestito su misura, perché ognuno ha i suoi problemi. Il problema è che parole ne abbiamo sentite tante, ne hanno sentite tante. Io ricordo, anche se è Natale, tutti quegli imprenditori che si sono uccisi,
perché le banche, soprattutto le banche, sono rifiutate di aiutarli, ecco, sono diventati cattivi pagatori, avevano inventato anche questo, noi per nomi e etichette siamo famosi, è stato un buon pagatore fino all'altro giorno, all'improvviso è diventato un cattivo pagatore, però poi abbiamo visto come anche certe banche hanno finanziato persone che erano veramente dei cattivi pagatori. Il problema è che ci sono i famosi cerchi magici, se tu fai parte, io lo dico tutte le mattine, dottor Giorgio, se tu fai parte del cerchio magico, bene o male te la cavi, perché hai la possibilità di entrare in qualche meccanismo che ti aiuta, ma se non fai parte di questi cerchi magici, specialmente politici, non vai da nessuna parte. Ma questo vuol dire depressione, vuol dire mancanza di fiducia di se stessi. Cosa mi è successo? Purtroppo delle volte arriva questa malattia che non ti dà tregua, che non ti lascia scampo e nessuno può prendere il tuo posto. Avete sentito quella persona invalida che ha detto sono sola, tutte le porte chiuse, io ho bussato a tutte le porte ma non si aprono, e sono porte invece che dovrebbero dare delle risposte. Cosa succede nell'essere umano quando si sente umiliato, frustrato, abbandonato, dottor Casteller? Vedi Mirella, le porte importanti nella vita sono quelle verso l'alto e non le aprono le competenze e la professionalità, ma se te le vogliono aprire. E le banche hanno delle porte importanti. Il bene e il male nella banca, fosse agganciato alle logiche di Basilea, avremo almeno dei parametri di difesa. E che, come hai sottolineato tu, c'è una banca e c'è una banca di relazione. La banca di relazione è una banca importante che fa finanza e che non ha grandi privilegi nell'economia reale, cioè dove ci sono le imprese, dove c'è il sacrificio. La finanza ha logiche diverse. Perché abbiamo perso il valore della fatica? Oggi la fatica non è più un valore. In passato i nostri nonni parlavano di lavoro anche se non guadagnavano tantissimo, parlavano di fatica, come se la fatica fosse una discriminante. Semplicemente perché la finanza della fatica non interessa assolutamente niente. Non interessa nulla nemmeno del lavoro alla finanza. La finanza interessa la speculazione o alcuni rendimenti. Quindi a Stefano io mi permetto di dire una cosa a proposito di quello che tu mi hai chiesto. Stefano, il fallimento dell'impresa non è il fallimento dell'uomo, non è il fallimento dell'essere umano. Tu non sei fallito come essere umano perché è fallita l'impresa. Perché se noi facciamo quello che hanno fatto la maggior parte dei veneti nel 2008-2009, che se fallisce l'impresa sono io che sono fallito, le conseguenze sono quelle che tu hai citato, suicidi devastanti. E anche in quel periodo lì c'erano strumenti per la tutela del credito, i consorzi fidi, tutto quel mondo lì. Gli strumenti oggi, dopo la riforma del diritto fallimentare, sono molto più accesi e molto più sensibili, per fortuna, faceva bene a citarlo il dottore. Però le conseguenze sul piano psicologico sono spesso frustrazione, pensieri ruminanti suicidari, che non vuol dire che tu ti vuoi togliere la vita, ma inizi a ragionarci. E se tu non hai una rete di protezione attorno, che non è fatta solo dai professionisti, Mirella, la prima rete protettiva è quella della famiglia. È la famiglia, è le relazioni informali che ci stanno attorno alla famiglia. Ma se la famiglia diventa giudicante sull'uomo perché ha fallito nell'impresa, a quel punto spinge quell'uomo verso azioni che non sono nemmeno citabili, sono azioni di autolesionismo fino al suicidio. Le famiglie in questo caso devono non essere giudicanti, assolutamente. Le difficoltà economiche e finanziarie spesso ricadono sulle microimprese, piccole imprese, perché le società di capitali, le grandi imprese hanno ammortizzatori finanziari che gli permettono comunque di uscire dalle paludi del debito a breve. Infatti oggi quello che è esploso in Italia, lo può confermare il dottore, è il debito verso le famiglie, verso le piccole imprese, perché il resto viene in qualche modo ridistribuito e sembra quasi non toccare l'azienda madre. E in questa logica qua io penso che dobbiamo iniziare a mettere in piedi un percorso che faccia comprendere che il fallimento della propria attività imprenditoriale in Veneto è difficilissimo, perché se non lavori non sei. Non è il fallimento dell'uomo. La Caritas a Treviso, allora con povero Don Schiavon, fece un lavoro immenso sulla questione del sostegno a quelli che avevano le difficoltà. Però poi alla fine, permettetemi, per il debito servono i soldi
e i soldi li devono, come hai detto tu, li devono dare qualcuno. Ora, se anche abbiamo strumenti, li abbiamo sentiti, che hanno riorganizzato il processo fallimentare, c'è un tema di responsabilità etica e morale da parte di queste banche, perché quando gli imprenditori si tolgono la vita, smettiamola di dire che è un problema dell'imprenditore e delle loro famiglie. Chi chiude il credito a un'impresa anche sovraindebitata è compartecipe alla responsabilità della morte di quella persona. Chi è allo sportello non può sottrarsi nel momento in cui ha finanziato quell'impresa e loro fanno gesti estremi dalla responsabilità della morte di quella persona lì, perché non è così, non funziona così, verrà un momento in cui renderemo conto alla fine. Quindi lo sportellista che vende prodotti, attenzione, oggi le banche sono fuori del perimetro bancario, perché le banche che cosa fanno? L'ho detto in trasmissione più di una volta, le banche oggi fanno concorrenza di impresa, va benissimo, ma non possono avere una tassazione diretta e indiretta al 20% quando l'impresa ce l'ha al 72%. Quello che però traspare, dottor Giorgio, è che queste famiglie, nonostante lavorino in due, con 2 stipendi non riescono ad arrivare a fine mese. Vai a spiegare tu che in futuro si potrà sperare, qualcosa cambierà. Abbiamo sentito gli aumenti, 3 euro, ecco, è una cosa veramente da rabbrividire. Il problema è che le prediche vengono dall'alto, da chi invece si porta a casa minimo 7-8 mila euro al mese e, come dice giustamente il dottor Casteller, lavorare è un'altra cosa, la fatica è un'altra cosa. L'operaio, che è la spina dorsale, tu farghi a cui usi un operaio, vale niente, ed è la spina dorsale dell'azienda. Io mi domando, anche questi imprenditori molto noti che pagavano milioni e milioni ai CEO, che poi magari faceva fallire anche l'azienda, ma l'operaio non è stato mai preso in considerazione. Ecco, questo umile persona che invece reggeva l'azienda, perché se l'operaio non lavora vai a spiegarmi come il CEO resiste. Perché si è finiti così? Perché l'artigiano, abbiamo perso gli artigiani, abbiamo perso quel know-how che ci aveva sempre evidenziato la creatività che tutti ci invidiano, ci hanno invidiato, eppure la fascia media è sparita, adesso c'è il ricco e il povero. Prego, dottore. Allora, mi riaggancio a quello che diceva il dottor Casteller. Intanto è cambiata la terminologia, anche il problema terminologico è importante. Il codice della crisi non ha più contemplato la parola fallimento, perché una persona non fallisce, ma è solo sovraindebitata. Questo è molto importante. Perché è importante? Perché nella misura in cui io riesco a far intraprendere un percorso al cittadino, sia privato che azienda, poco importa, devo portarlo ad avere una seconda chance, ma non una seconda chance soltanto economico-finanziaria, ma di vita, come diceva appunto il dottor Casteller. È necessario reinserirlo nel tessuto produttivo e non farlo nuovamente sovraindebitare. Questo è l'obiettivo del nuovo codice della crisi e delle nuove procedure. Venendo alla domanda, perché si è finiti in questa situazione? Si è finiti in questa situazione soprattutto perché, come dicevate prima, è stato anche il credito al consumo e quindi la facilità di accesso al credito che ha portato purtroppo a questo sovraindebitamento, sia per le carte revolving. Purtroppo le carte revolving ancora oggi non si è superato questo problema. Sappiamo che le carte revolving hanno un tasso alcune volte con certamente 2 cifre. Dottor Giorgio, la prego di spiegare, perché voi siete addetti ai lavori e sapete queste definizioni, ma a casa sono sicure che non sanno quello che ha parlato. Spieghi cos'è di quello di cui sta parlando. Allora, la carta revolving è una carta è il credito al consumo, cioè nella misura in cui io non mi posso permettere il televisore o qualsiasi strumento, arriva, non mi faccia fare nomi, le società che ben si conoscono, società finanziarie che ci propongono l'acquisto a rate.
Questo acquisto a rate avviene, sì, è facile averlo, ma alla fine bisogna comunque restituirlo attraverso degli interessi che purtroppo si pagano ribadisco, a doppia cifra col 2 davanti. Cosa vuol dire? Vuol dire che per un prestito di 1.000 euro io ne dovrò restituire 1.300, quindi di conseguenza, e se non li restituisco gli interessi maturano altri interessi, e quindi a questo punto purtroppo ci ritroviamo ad avere finanziamenti di 10.000 euro che negli anni arrivano a 100.000, abbiamo visto anche questo, quindi 10 volte tanto. Ecco il sovraindebitamento dovuto non solo alla facilità del credito al consumo, ma anche alla facilità con la quale si davano crediti alle imprese. Anche quello è un problema, perché non si valutava bene il merito creditizio. Cos'è il merito creditizio? Non è altro che la capacità che ha una persona di restituire il proprio prestito. Molto spesso questa non si è valutata bene come andava valutata, e gli istituti di credito oggi si ritrovano tanti crediti incagliati che non possono riscuotere proprio perché non hanno fatto bene il loro mestiere, e questo bisogna dirlo a chiare lettere. E sono anche piene di immobili che non riescono più a collocare perché ne hanno tantissimi, mentre io vorrei capire, dottor Giorgio, cosa è successo, e nessuno fa niente, perché non è giusto e non è corretto che oltre a questa casa che viene portata via, se mancano anche poche rate di mutuo, oltre ai soldi viene portata via anche la casa. No, io ti lascio la casa, ma restituisci magari anche in parte i soldi che ti ho dato, però non si muove paglia. E chi è che ne paga le conseguenze? Il fragile, quella persona che non può difendersi. Questo è il grande problema, e siccome loro lo sanno, qui ci navigano. Dottor Casteller, ma a livello psicologico è devastante, come ha telefonato Stefano, l'azienda, la casa, sto perdendo tutto e sono ammalato. Prego, dottor Casteller. Si perdono i punti di riferimento, non c'è nemmeno più la voglia di vivere, questo è però bisogna avere sempre una prospettiva, si deve trovare la prospettiva positiva in queste situazioni qui. Non mi preoccuperei molto del tema immobiliare, del tema finanziario, dei crediti incagliati da parte delle banche, perché vanno a cartolarizzazione, spostano il debito da un'altra parte, quindi la banca non soffre mai, nemmeno davanti una situazione di questo genere qua. Chi che soffre è chi ha la casa che non riesce più ad avere, oppure ha fatto debiti molto più in alti rispetto al valore immobiliare, e quindi alla fine ci si trova su una situazione in cui non si vede speranza. Ecco, non è così, non è così. Perché? Perché, ripeto, è solo una questione economico-finanziaria, ci sono strumenti, li utilizziamo, l'unico debito importante è il debito con la vita, quello morale, non quello verso gli istituti di credito o verso altre forme. Perché? Perché per quanto estremo possa essere, se voi avete una rete relazionale che vi dà i fondamentali, riuscite a sopravvivere anche davanti il credito bancario. Un uomo non può togliersi la vita per un debito. Non può togliersi una vita per un debito, ma soprattutto non si può togliere la vita a un uomo per un debito. Questo è un messaggio molto chiaro. Non si può uccidere un uomo per un debito, e non è rivolto al debitore, ma ben altro questa mia affermazione. Perché vede, lei mi ha chiesto dove è nato tutto questo, come mai le piccole imprese, come mai? Guardi, in Italia piccolo non è bello, è la grande impresa quella bella. C'è stato un periodo della storia in Italia in cui si è quasi denigrato il piccolo imprenditore, quasi etichettandolo come iperevasore o l'artigiano, tanto che si è fatta una riforma scolastica e universitaria mettendo all'angolo gli istituti professionali e valorizzando i licei, come che dovessimo tutti andare a fare i laureati, perché in Europa ci chiedevano dei numeri e quindi abbiamo inventato il supermercato del 3+2. E adesso ne paghiamo le conseguenze. E ora noi ne paghiamo le conseguenze, perché oggi è più facile che lavori, che stia bene anche mentalmente un idraulico che un laureato in giurisprudenza, che non trova lavoro, o che ha la scrivania completamente vuota, o che si riduce dopo anni di studio a fare l'impiegato, quindi demoralizzandosi. È ovvio che quella persona avrà l'aspirazione di avere il televisore 110 pollici, ma se non guadagna deve indebitarsi. Giulia, Venezia, vai Giulia. Sì, Mirella, ciao. Ciao. Buongiorno a tutti, ai tuoi ospiti che hai là.
Allora Mirella, io volevo dire che ho sentito il discorso dei 2 ospiti che hai là e volevo dirti che una persona che conosco io per 5 mesi Mirella aveva finito di pagare il mutuo, si è stata tolta la casa. E allora Mirella volevo dire che questa è usura, Mirella. Si deve chiamare per il nome che ha, perché ho pagato tutto il mutuo, questa persona ha pagato, poi gli toglie la casa. E si chiama usura perché gli usurai sono nelle banche, Mirella. E te lo dico con il cuore, perché lo so. Però si devono rendere conto che devono andare al mondo di là, e là c'è la giustizia divina, perché Sant'Antonio andava per le carceri con il Vangelo in mano, perché mettevano in galera tante persone che non potevano pagare, e diceva che questo peccato dell'usura non è perdonato in nessun modo davanti al Padre Eterno. Ma pensi, vedi che qualcuno pensa di essere immortale, spera sempre che qualcuno riesca a salvare. Giulia, devo chiudere, devo salutare gli ospiti, sono proprio in chiusura. Dottor Giorgio, come ci saluta? Che messaggio vuole lasciare? Allora, il messaggio che io lascio è di speranza, naturalmente attraverso una rete che collaboriamo con tutti i comuni che hanno creduto in noi e con gli assistenti sociali. Lascio con una frase di Papa Francesco che diceva che l'aiuto migliore che possiamo dare non è solo il denaro, che è un rimedio alla fine provvisorio, ma è consentire a tutti di avere una vita dignitosa, mettendo il cittadino nella condizione di ricominciare appunto a offrire una seconda chance a tutti. Grazie al dottor Lorenzo Giorgio di essere stato con noi. Dottor Castellar, velocissimo, un saluto. Un appello a Stefano e a tutti gli Stefano che ci ascoltano. Non siete soli, chiedete aiuto, il fallimento d'impresa non è il vostro fallimento, potete chiamare, sentire chi vi può aiutare, ma soprattutto ricordatevi che avete famiglia e che avete figli, e un ricordo negativo si tramanda nel tempo. Gesti estremi rimangono sulla pelle dei vostri figli, qualsiasi siano le vostre scelte. Grazie anche al dottor Enrico Castellar di essere stato con noi. Grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Pappardelle ai funghi porcini. Il porcino cresce durante l'estate e l'autunno nel sottobosco, ai piedi di conifere, querce e castagni, e ha un cappello largo dai 10 ai 15 cm, di colore marrone più o meno scuro e di consistenza carnosa. La parte inferiore del cappello ha un aspetto spugnoso. Ingredienti per 4 persone: 320 g di pappardelle, 150 g di funghi porcini freschi o secchi, 2 cucchiai di olio di oliva extravergine, 250 g di pomodori pelati, parmigiano grattugiato, sale, pepe, uno spicchio di aglio, un ciuffo di prezzemolo tritato. Se i funghi sono secchi, metteteli in acqua tiepida e fateli ammorbidire. Tagliate i funghi a fettine. Fate soffriggere con l'olio, l'aglio e il prezzemolo tritato. Aggiungete i funghi. Aggiungete i pomodori pelati.
facendo cuocere per mezz'ora circa. Aggiungete un po' di acqua dei funghi se necessario. Salate. E pepate. Intanto cuocete le pappardelle in acqua salata e scolatele. Saltate le pappardelle nella padella con i funghi. Cospargete di formaggio parmigiano grattugiato. Servite. E buon appetito! Martedì 10 dicembre, Beata Vergine Maria di Loreto, è il 345esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 21 al termine. Il sole sorge alle 7:40 e tramonta alle 16:28, la luna si leva alle 13:16 e tramonta all'1:22. Modificato il capitolare dei signori alle beccherie, cioè dei preposti ai pubblici macelli. A titolo di cronaca, la più grande delle beccherie si trova in piazzetta San Marco, dove ora è situata la Biblioteca Marciana. Le previsioni per domani. Nuvolosità in diminuzione, specie sui monti. Precipitazioni. Su Rodigino e zone limitrofe, probabilità medio-bassa di notte per modeste piogge sparse e discontinue e bassa di mattina per modeste piogge locali brevi, per il resto assenti. Temperature fino al mattino con andamento irregolare e di sera in calo rispetto al giorno precedente, con differenze anche sensibili e minime a tarda sera. Venti su pianura da nord-est, da moderati tesi a deboli moderati, andando dalla costa alla pedemontana. Sui monti deboli moderati, nelle valli con direzione variabile e in quota da sud-est.